L'aeroporto di Olbia presenta Sardinia Tourism Call to Action 2021. 4 webinar con esperti di settore che analizzeranno i mercati turistici di Germania, Francia, Svizzera e Inghilterra. Together to be better. Seguici in diretta su Radiolina, su Facebook e su YouTube. Buonasera a tutti, buonasera e grazie di essere ancora qui con noi. Grazie a tutti quelli che sono collegati sul canale Facebook, su YouTube, sul nostro sito, sulla radio. Non vedo ancora Max e Maria Assunta, ma li vedremo fra un attimo. Nel frattempo vi presento le persone a fianco a me. Ho il piacere di avere con noi Lucia Giovannelli. Naturalmente grazie di essere con noi. Lucia, è sempre un piacere. Lucia è la coordinatrice e presidente del corso di laurea qui di Economia e Management del Turismo. Siamo ovviamente molto lieti di avervi qui con noi in aeroporto, è un connubio che va avanti da tanti anni, e a fianco a lei Antonio Usai, il professor Usai, anche lui docente sia a Sassari come Lucia che ad Olbia, quindi abbiamo il piacere di avere 2 docenti universitari di prestigio che in qualche modo hanno collaborato e collaborano costantemente con noi per lo sviluppo di questi programmi. Vorrei dare un secondo la linea a Max prima di tornare da voi. Max, ci senti? Sì, ci siamo. Ecco. No, io avevo dato la linea a te convinto che voi foste lì ad aspettarci, ma invece c'è stato un momento di panico da parte dei nostri tecnici perché non vedevano Maria Assunta, che poi invece è arrivata. Siamo pronti. Buonasera a tutti. Abbiamo già salutato anche per voi, abbiamo detto che questo è il terzo appuntamento dei 4, il prossimo sarà il 15 di dicembre, insomma Call to Action che continua la sua grande avventura. Ahimè, oggi se non mi sbaglio Lucio parliamo di Svizzera o no? Assolutamente, parliamo di Svizzera e dicevamo prima scherzando che questo, essendo il terzo webinar, è un po' la nostra terza dose di turismo, no? Quindi siamo in tema di Covid, quindi cerchiamo di giocare anche su questa cosa. Abbiamo anche noi i nostri Novax naturalmente, quindi c'è ancora qualcuno che si ostina a non guardare il nostro webinar, ma stiamo cercando di lavorarci, quindi continueremo a premere in modo che possano connettersi con noi. Abbiamo un programma molto interessante quest'oggi. Antonio. Ormai questo terzo appuntamento ci sta regalando nuove soddisfazioni, tanti spunti, siamo orientati verso il futuro, sappiamo che la Svizzera è un grande mercato obiettivo per la Sardegna, ha regalato soddisfazioni negli ultimi 4 anni, extra pandemia, e ci auguriamo che ci regali altrettante soddisfazioni per il prossimo quinquennio. È un quinquennio nel quale ci auguriamo che tutte queste energie concentrate all'interno di Call to Action vengano rilasciate ai nostri operatori. Quindi Lucio, anche oggi grande prospettiva, cercheremo di reggere queste 4 ore insieme di diretta per arrivare fino al goal, che è quello di vedere gli operatori interessati e farci tante domande. Abbiamo lasciato la scorsa settimana qualche domanda in sospeso, ora tutti i relatori avranno il piacere di introdurre i loro argomenti e a Gianfranco Fancello e a me in particolare la risposta a alcune domande puntuali, tante sui dati, alcune curiosità, e anche questa volta cercheremo di far arrivare un messaggio importante. I dati turistici ci sono, li abbiamo aggiornati al 31 di ottobre per far vedere che siamo sempre allineati con il mercato, e anche sulla Svizzera cercheremo di dare qualche segnale molto concreto. Qua vedo delle facce amiche ormai, in particolare Gianluigi, Gianfranco, che animeranno tutti questi interventi, e quindi Lucio, come dire, buon lavoro anche questa volta. Direi che dobbiamo dare a questo punto la parola a Lucia. Ripeto, è un grande piacere averti con noi. Sicuramente tu hai un osservatorio privilegiato, Lucia, perché coordinando questo corso di laurea sicuramente hai una percezione importante di quello che è il mercato turistico, ma anche il mercato del lavoro, no? Quindi voi siete un po' a metà e avete un po' questa mission importante, che è quella di coordinare e contemperare queste due esigenze, cioè il mercato delle imprese e il mercato del lavoro. In qualche modo voi siete anche arbitri di quello che sarà il futuro del turismo, no? Quindi vi sentite, immagino, questa responsabilità, e noi abbiamo tutto il dovere di supportarvi, perché sappiamo che questo è un elemento fondamentale in quello che noi chiamiamo costruzione della cultura turistica.
Grazie Lucio, grazie per l'invito, è un piacere. Devo dire che il tema del webinar è anche molto interessante, suggestivo, innovare modelli turistici per la destinazione Sardegna. Beh, come hai detto, sicuramente l'università ha un osservatorio interessante, ma anche credo un ruolo determinante nei sistemi di offerta turistica. Io credo che forse un contributo che potrei dare in questo incontro è vorrei fare qualche riflessione su quelle che possono essere le condizioni per creare un valore sostenibile dal punto di vista anche ambientale e sociale in un territorio, quale contributo l'università può dare in questo processo, che credo sia un po' il cuore delle riflessioni poi, no? Su le condizioni di attrattività di una destinazione turistica, anche di differenziazione da altre destinazioni turistiche, da altri territori. Allora io credo, insomma, sono cose note a tutti, sicuramente a tutti i presenti, una destinazione turistica, l'attrattività si gioca intorno ad alcuni ambiti, ad alcune risorse come il capitale naturale, il capitale culturale, il capitale che a me piacerebbe chiamare anche strutturale e organizzativo. Pensiamo a tutti i servizi pubblici e privati che si muovono intorno a quel capitale naturale, a quel capitale culturale, che in Sardegna è straordinario e la rende unica, però poi diventa anche determinante avere un capitale infrastrutturale, un capitale organizzativo fatto di servizi pubblici. Pensiamo ai trasporti, pensiamo ai servizi erogati anche da istituzioni pubbliche varie, i servizi sanitari, i servizi di viabilità, i servizi di igiene ambientale. Ci sono tutta una pluralità di elementi che vanno ad accrescere, a deprimere l'attrattività di una destinazione. E poi c'è quello che a me piacerebbe, che viene denominato capitale intellettuale, ma mi piace mettere in questo quadro di riflessione un po' delle condizioni per favorire la creazione di valore sostenibile in una destinazione turistica, quello che è il capitale intellettuale, e lì abbiamo un ruolo determinante come università. Siccome ho una compagna d'avventura di disavventura. No, loro vanno in radio e quindi a volte si sovrappongono, ma noi non li sentiamo. Pensavo fosse un intervento. No, dicevo, e lì abbiamo come università un ruolo determinante, oserei dire strategico, e lo dobbiamo sentire tutto sulle nostre spalle. Io devo dire che l'Università di Sassari, il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali al quale afferisce anche questo polo universitario, sicuramente 20 anni fa, insieme agli enti, alle istituzioni del territorio, il comune, penso al comune di Olbia, alla regione Sardegna, alle aziende, tra queste Geasar che ci ha ospitato fin dal secondo anno di attività, hanno creduto al ruolo determinante della formazione per agire su questa leva del capitale intellettuale. E da allora, insomma, tante cose sicuramente sono state fatte, e molte cose possono essere fatte dal soggetto, dall'attore università, proprio per interpretare, come dicevi tu Lucio, il mondo del lavoro, i fabbisogni di formazione, di competenze, di abilità, di conoscenze che arrivano proprio dal mondo del lavoro e che consentono di favorire quel processo di trasformazione di un capitale naturale e culturale in occasioni di creazione di valore in un territorio. Creazione di un valore, appunto, ora anche un po' di moda la traiettoria, il tema della sostenibilità, ma a me piace rimarcarlo, un valore per un territorio che sia anche sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. E ancora in questo come università possiamo fare tanto in termini di formazione e di prodotti formativi, cogliendo anche delle sfide che dobbiamo cogliere costantemente, innovando, nel titolo del vostro webinar, innovare modelli turistici, ma dobbiamo innovare anche i modelli formativi per stare al passo con il cambiamento dei contesti e le esigenze dei territori. Io credo molto nella scelta strategica dell'università sul territorio, perché l'università deve essere un volano di cambiamento, un volano di trasformazione. Però prima di tutto deve essere
lei stessa capace di interpretare il cambiamento e di innovarsi, di cambiare, di stare al passo con i tempi, di innovare i corsi, di innovare le modalità di erogazione della didattica, di innovare i contenuti formativi, di innovare i prodotti formativi. Noi abbiamo lanciato in piena pandemia, Antonio sa bene perché mi ha supportato, è molto sensibile, quindi non sempre si riescono poi a trovare tutte le condizioni per far questo, ma dobbiamo farlo, dobbiamo cogliere questa sfida. Abbiamo lanciato un prodotto nuovo internazionale, come sapete, ci avete anche supportato in questo, una laurea internazionale in inglese con partner stranieri che offre la possibilità agli studenti, ai ragazzi, ma anche agli operatori, perché abbiamo operatori tra i primi allievi di questo percorso partito in piena pandemia, che hanno la possibilità di studiare un anno a Olbia, un anno all'estero, conseguendo 2 lauree. Ecco, io credo che dobbiamo andare in questa logica, in questa prospettiva di cambiamento, che anche allargare i nostri confini per paradossalmente cogliere opportunità, mi verrebbe da dire, di fare business con gli altri partner che non sono competitori. Le altre università, perché le dobbiamo vivere come competitori? Sono degli alleati straordinari che possono insieme a noi fare cose per crescere tutti, e questa è una traiettoria, un tema del cambiamento. Un altro, io credo che sia poi in questa nuova laurea, peraltro curiamo molto, oltre alla prospettiva dell'internazionalizzazione, la prospettiva dell'innovazione manageriale, della sostenibilità, che è un tema, anche il tema della sostenibilità al quale siamo molto sensibili, come dicevo prima, ambientale va da sé, insomma abbiamo una sensibilità nuova verso questa tematica ambientale, nuova o rinnovata, insomma a seconda, perché è un tema anche, se vogliamo, datato, e il tema anche della sostenibilità sociale, e questo è un altro ambito molto importante al quale dobbiamo essere molto sensibili anche nei nostri percorsi formativi, perché a volte la crescita può contenere dei rischi per una società, per un territorio, e dobbiamo formare le figure professionali per affrontarli quei rischi e neutralizzarli. Esemplifico, ma brevissimamente, se ho ancora pochi minuti, per dire, ad esempio, pensiamo all'esternalità negativa, l'impatto sulla sanità delle punte di presenza in un territorio. È normale, e questo crea una criticità, per esempio, per una popolazione residente in un territorio, oppure le punte sulla viabilità, l'impatto sulla viabilità, ma quello sulla sanità forse è ancora più forte, ancora più sensibile, perché è un rischio intenso quello che si corre quando se sto male e ho bisogno del pronto soccorso non ho il posto perché c'è una punta di presenza di turisti. Bene, noi dobbiamo avere figure, soggetti capaci di affrontare queste esternalità negative, come dicevo, e di neutralizzarle, e di gestirle, di governarle, come tutti i rischi. Ben sappiamo nelle aziende, chi è uomo d'impresa sa che costantemente dobbiamo affrontare i rischi e portarli, incanalarli verso poi le opportunità, e vedere tutto come opportunità. Opportunità ne abbiamo tante, anche per potenziare poi con prodotti, veramente prodotti formativi nuovi, quegli ambiti di capitale che avevo elencato e citato, ma se volete poi nello specifico, Lucio, possiamo anche tornare su specifici aspetti. Molto volentieri, assolutamente. Io direi che come aperitivo non c'è male. Insomma, abbiamo iniziato a mettere sul tavolo un po' di problematiche interessanti da approfondire. Chiedo alla regia se abbiamo in collegamento Francesco Comotti. Ce l'abbiamo già? No, ancora no. Allora direi che se abbiamo Joseph Eyark, che ha chiesto di anticipare la sua sessione per un problema, diciamo, abbastanza serio, ha avuto un piccolo incidente. Joseph, puoi sentirci? Devi attivare il microfono, mi dicono. Eccomi. Eccolo. Mi senti? Intanto come stai? Un po' meglio, devo dire che un po' meglio, però con qualche dolore in realtà, così. Diciamo che l'incidente è questo, sa? Devo dire che sì, mano e polso rotto,
E per chi aveva in qualche maniera la curiosità di sapere come è andato, ve lo dico subito, è stato Robert Piatelli che mi ha menato. Io sapevo perfettamente che toccava a me la colpa, me l'avevo immaginata questa gag. Joseph, tanti auguri. Ma sì, Grazie, tanti auguri grazie a davvero. voi. E grazie anche perché nonostante l'incidente sei riuscito a preparare la tua presentazione e essere qui con noi. Quindi doppiamente grazie per te. Ti diamo la parola, Sai Joseph. che ci tengo. Grazie. Bene. Allora, io tenterei di spiegarvi in qualche maniera il mercato svizzero. Il mercato svizzero è stato sempre un mercato molto interessante, è un mercato un po' particolare, che sempre ha avuto un comportamento, diciamo, molto svizzero comparativamente a come sono i comportamenti di altri mercati turistici europei, in particolare anche in Sardegna. Però come conseguenza del Covid è uno dei mercati che sta avendo in questo momento una evoluzione o direi una trasformazione più diciamo accelerata. È un mercato che noi in Sardegna non dobbiamo in assoluto permetterci il lusso di prestare attenzione e vedremo il perché. Ma facciamo un po' il punto della situazione. Come era il mercato svizzero prima del Covid? Beh, il mercato svizzero aveva una caratteristica importantissima. Gli svizzeri sono stati sempre quelli che hanno fatto più volte vacanze nell'arco dell'anno, cioè la cosiddetta intensità turistica. Gli svizzeri facevano una media di 2,9 viaggi all'anno, prevalentemente diciamo all'estero, sto parlando, scusate, per quanto riguarda l'area tedesca, diciamo di vicinanza, e anche all'area francese, cioè i cantoni diciamo tedeschi sono quelli magari sviluppati più economicamente che i francesi o i francofoni e pertanto erano quelli che viaggiavano di più. Ma l'aspetto più importante è che gli svizzeri facevano fino a 10 viaggi diciamo di tipo go and back, cioè escursioni nell'arco dell'anno, sia a destinazioni locali come anche diciamo ovviamente ai paesi di vicinanza, cioè la Svizzera, la Francia e la Germania. C'è un dato importantissimo, l'88% delle svizzeri faceva almeno un viaggio di vacanza nell'arco dell'anno. Fondamentalmente stiamo sempre parlando fino al 2019, nel totale dei viaggi che facevano osserviamo che il 30% delle destinazioni o dei viaggi avevano logicamente motivazione diciamo domestica, però vedete che quasi un 17% dei 22 milioni di pernottamenti che hanno fatto diciamo in Europa, una parte non indifferente ce l'avevamo noi per quanto riguarda l'Italia. Dove andavano? È un mercato che funziona moltissimo in macchina, in auto propria, ma anche in aereo. E ovviamente la Germania era ovviamente il mercato dove andavano più in vacanza all'estero, seguito però dall'Italia con la Francia. La Francia curiosamente prima del Covid aveva una problematica, cioè si riduceva man mano, anno dopo anno, il numero di turisti svizzeri che ci andavano e in qualche maniera li guadagnavano da una parte la Germania, dall'altra l'Italia e soprattutto l'Espagna. Che cosa cercava Joseph, il scusami, non hai condiviso lo schermo? Penso di sì. No, non lo stiamo vedendo. Allora andiamo indietro. Perché so che tu hai fatto le slide e quindi so che quello è un bel valore aggiunto. A una mano sola non ce la fa. Hai ragione, la mia capacità intellettuale non è un granché, caro. Con la sinistra è più difficile. Allora, lo schermo. Sono condivisi adesso? Ancora un secondo. Mi dice la regia che stanno arrivando. Ancora un attimo. Abbiate un attimo di pazienza. Certo, dobbiamo riempire questo piccolo vuoto
assist per Joseph che non ne ha bisogno, però ci sono tante informazioni che già ci ha dato in questo primo flash, Lucio. È curioso anche quando Joseph ci ricorda che il turista svizzero si muove non soltanto con l'aereo ma anche con la nave, e in effetti si ricollega all'analisi fatta durante lo scorso call to action, nel quale abbiamo ricordato che l'aereo è evidente che ci dà un grande vantaggio per il turismo hit and run del weekend lungo, però è altrettanto vero che soprattutto in questo periodo notiamo che molti turisti si muovono in nave, e i turisti svizzeri in particolare, c'è una lunga tradizione di camperisti piuttosto che di soggetti che amano muoversi con l'auto, e questo evidentemente per noi è una grande opportunità. Poi vedremo nei dati, e con Gianfranco li abbiamo analizzati a fondo, che nel mese di ottobre si notano alcuni movimenti interessanti sui porti, e questi movimenti, parlando in modo informale con alcuni manager delle compagnie di navigazione, ci viene ricordato che sono imputabili sia agli italiani ma in modo particolare alcuni turisti internazionali, in particolare agli svizzeri, e questo già ci aiuta ad avere una dimensione nuova del mercato. Iniziamo a cogliere quelle opportunità. La domanda poi rimane sempre la stessa, quella che ci accompagna in tutti i call to action: non è tanto l'opportunità che abbiamo, è quanto saperla cogliere. Ecco allora la costruzione di un prodotto che vada bene per questo tipo di turista, e qui Joseph ci illuminerà, perché sappiamo che ci regalerà tutta una serie di pillole e di informazioni preziose per costruire un prodotto tailor made direttamente per il turista svizzero. Mi pare che stia arrivando, ma ancora non ce l'abbiamo, Joseph. Abbia ancora un attimo di pazienza, che la regia sta lavorando. Ecco Lucio, da questo punto di vista anche quest'anno ci sono stati dei collegamenti diretti con la Svizzera, delle compagnie aeree che hanno supportato il mercato. Se ricordate, lo dico a quelli che ci hanno seguito nel webinar della volta precedente, nel 2017 c'è stato il picco della Svizzera, 2018-2019 abbiamo avuto un certo calo a livello regione Sardegna. Devo dire che quest'anno le aspettative sul mercato svizzero sono state molto interessanti e si sono rivelate molto interessanti, quindi il traffico sulla Svizzera è cresciuto. Naturalmente non siamo ancora ai livelli del 2019-2018 e questo lo sappiamo, è un fattore generalizzato, però le aspettative anche per il prossimo anno sono molto interessanti sul mercato svizzero. Chiedo alla regia se arriva qualcosa. No. Che tipo di problema tecnico c'è? Possiamo dirgli di continuare? Non riusciamo... Qual è, Lucio, la compagnia aerea di bandiera svizzera ora? Beh, le compagnie di bandiera, sai, ormai non ci sono sostanzialmente più, no? La Swiss, che è stata, lo sai, per tanto tempo la compagnia di bandiera, poi ha avuto tante traversie, poi è finita sotto l'orbita di altri gruppi internazionali, però ci sono tanti operatori che operano sulla Svizzera, ma parlo anche degli operatori low cost tradizionali, naturalmente. No? Quindi, Lucio, se può interessare, io farò dopo con i dati, faccio vedere quello che succederà che succede adesso nella winter e quello che succederà nella summer dell'anno prossimo, perché sono già usciti i programmi, quindi anche per rispondere a Robert vedremo un po' cosa c'è dal punto di vista dell'offerta, ed è un'offerta veramente interessante. Ecco le slide, forse ci sono. Sta arrivando qualcosa, regia? Sì. Allora Joseph, ti chiediamo di riprendere. Ok. Allora, vai pure. Ok, perfetto. Quali sono, e qui sono aspetti importanti quando ragioniamo su che cosa Joseph, sono... scusami, ancora un'ultima cosa, c'è un piccolo riquadro sulla destra che dovresti eliminare. Bravo, okay. Perfetto, ottimo, Perfetto. Vai pure. Bene. Dicevo che qui sono degli elementi importanti sui quali gli operatori della Sardegna devono cominciare a ragionare. Cosa cercavano? Cosa era importante per gli svizzeri? Già prima del Covid, osservate che per il 53% la scelta della destinazione era la sicurezza, più del 50% dava valore alla qualità. La climatologia, che è importante per un mercato, per una società come la Svizzera, era più o meno il 50%. Il mare, cioè il tipo di mare, la qualità delle spiagge, eccetera, era, come osservate, il quarto criterio di considerazione. Vuol dire che noi dobbiamo non vendere il mare, dobbiamo vendere il mare che abbia però o alcuna delle tre caratteristiche che prima abbiamo detto: sicurezza, qualità, climatologia, eccetera, eccetera. Detto questo, l'elemento successivo sul quale noi dobbiamo ragionare è quali sono le motivazioni. E qui c'è una sorpresa, cioè la vacanza balneare non è la prima tipologia di vacanza che gli svizzeri cercano.
Il 79% delle svizzeri hanno come viaggio principale motivazione dell'enogastronomia, del 68%, il visitare delle città, il turismo urbano, eccetera. Curiosamente un paese di montagna, rurale, eccetera, tutto quello che è la pratica di sport, di outdoor, in natura, eccetera, era la terza tipologia di vacanza preferita con il 68%. E arriviamo al balneare che più o meno rappresentava il 60% delle vacanze o delle tipologie di vacanze all'estero che facevano gli svizzeri. Andiamo a vedere cosa è successo nel 2021. Il 2021 è stato un anno complicatissimo per tutti, ma soprattutto considerando che, come vedete, per gli svizzeri le restrizioni sono andate molto oltre, hanno finito il 26 giugno. Loro a partire dal 1 luglio hanno incorporato il certificato nostro Green Pass e pertanto hanno cominciato a ragionare, a viaggiare verso l'Europa. Pertanto abbiamo avuto una reazione del mercato molto tardiva. C'è anche un elemento da non sottovalutare, la Svizzera ha una delle percentuali di popolazione meno vaccinate che abbiamo in questo momento. La criticità, come vedete, è una società, è un paese, un mercato che ha ancora poca fiducia per quanto riguarda il Green Pass, ha una media di soltanto il 50%. Questo come si è tradotto? Si è tradotto che nelle analisi che facevamo per capire come dovrebbe essere andata la stagione prima della stagione, soltanto il 50% degli svizzeri avevano l'idea, l'intenzione di viaggiare per fare delle vacanze e un 30% ritenevano molto improbabile fare vacanze e andare fuori all'estero. Come si è tradotto questo? Quello che si è tradotto è con molta vacanza breve, con una media di 1,5 viaggi di 1-2 notti, le vacanze brevi, prevalentemente in questo caso nel destinazione la Svizzera, quando, come osservate, nel 2019 la media era di 2,6. Quando andiamo per la vacanza un po' più lunga, a partire dai 3 giorni, vediamo che le svizzeri hanno fatto una media di 1,7 contro una media di 2,8-2,9. Pertanto abbiamo sicuramente un mercato, un comportamento di mercato nel 2021 assolutamente dimezzato. Pertanto, come osservate, è stato un ragionamento dove già a partire dal 2019, nel 2020 abbiamo avuto anche una flessione, ma curiosamente anche per quanto riguarda il 2021 il comportamento delle svizzeri è stato con una minore intensità di viaggio. I dati complessivi del 2021 ancora non sono disponibili, ma possiamo dire che più o meno si calcola per i dati che mi hanno dato un po' a naso, però direi le svizzere sono molto seri per quanto riguarda i dati, direi che loro mi parlano di che fondamentalmente le svizzere che hanno fatto vacanza, includendo vacanza ovviamente domestica come internazionale, è stato del 60%, voglio dire soltanto 5 punti in più rispetto a quello del 2020, ma molto lontano dell'88% del 2019. Questo è interessante, nel momento perché il mercato svizzero è un mercato che vuole uscire dalla Svizzera. Come vedete, il 55%, i dati per il 2021 provvisori danno più o meno la stessa tendenza, ha scelto delle destinazioni internazionali. Bene, quali sono i viaggi che abbiamo avuto come dati nel 2021 in crescita? Osserviamo fondamentalmente che c'è stato un incremento, ma non eccessivo, di quello che è la vacanza propria nel paese, la crescita esponenziale, come vedete, per quanto riguarda i brevi viaggi in auto, ma anche soprattutto quello che, come osservate, è molto interessante, è l'interesse per tutto quello che è il turismo sostenibile, le proposte ecosostenibili, eccetera, che come vedete già dal 2019 ha avuto una impenata molto importante che sta leggermente crescendo per quanto riguarda al 2021. Quali sono quelle però, le tipologie di viaggio che hanno perso interesse? Fondamentalmente le vacanze al mare, osservate, si mantengono, però c'è una leggerissima, per quanto riguarda già anche al 2020, diminuzione. Per il contrario si mantengono le vacanze, le città tours, dopo vedremo anche le destinazioni, ovviamente è sparito tutto quello che è è sparito, ridotto molto fortemente le vacanze per quanto riguarda destinazioni esotiche piuttosto che di tipo mare caraibico, eccetera, eccetera.
Qual è il comportamento post-Covid? Bueno, quello che è successo fondamentalmente nella maniera nella quale si sono comportati i turisti è che la prima preoccupazione è la cancellazioni. Questo è un elemento molto importante. Lo svizzero è un turista che cerca certezze in tutto, hanno un carattere svizzero, pertanto questo è un elemento molto importante. Soltanto prenotavano sempre e quando le fosse garantito il rimborso nel caso delle cancellazioni. Si è comportato, ma abbiamo visto anche la motivazione per diciamo, il fatto che le restrizioni sono state in vigore fino quasi all'ultimo momento, tantissimo last minute. Quello che hanno cercato, curiosamente, rispetto al passato molto di più, è informazione sulla situazione sanitaria e di sicurezza delle destinazioni, dove in qualche maniera diciamo, avevano interesse. E a questo si aggiungeva ovviamente un'importante attenzione sulle diverse misure di sicurezza che si applicavano e soprattutto il rispetto di queste misure che si facevano nelle destinazioni che li interessavano. Come si hanno viaggiato? Vedete, più del 51% di quelli che sono andati all'estero hanno fatto con la propria auto. Molti in qualche caso hanno deciso anche di rinunciare a quello che è l'albergo, che tradizionalmente è sempre stato l'alloggio di vacanza preferito delle svizzere, per affittare delle case o per in qualche maniera trovare delle soluzioni a livello extra alberghiero. E andiamo a vedere dove sono andati. Beh, diciamo che i leader in questo caso concreto, lasciando stare ovviamente la Svizzera, sono stati i due paesi confinanti di vicinanza, cioè l'Italia e la Francia. E questo ci porta fondamentalmente anche a ragionare su quali saranno anche diciamo, i competitor che dobbiamo tenere in qualche maniera sotto controllo nei prossimi tempi, in particolare per la stagione 2022. Che tipo di destinazione hanno scelto nel caso concreto italiano? Beh, vedete che la prima è stata Roma. Abbiamo visto che a loro interessa molto il turismo di città, il turismo urbano, non inteso come città d'arte come lo intendiamo noi, attenzione, è un po' diverso, pertanto le principali destinazioni, come vedete, sono state Roma, Milano, Venezia e anche Catania. Ma Alghero, e questo è molto interessante anche per la Sardegna, diventa, nel caso concreto del mercato italiano come destinazione, la quinta destinazione. E questo ci porta a ragionare, per esempio, nel caso francese è un po' diverso. Nel caso francese è stato esclusivamente incentrato in destinazioni urbane, Parigi, Nizza, Bordeaux, piuttosto che Lione, eccetera. Loro hanno più un'impostazione per la Francia di visita alle città. Mentre che nel caso concreto di Spagna, lì abbiamo un po' di mix. Da una parte c'è Barcellona, che ovviamente attira come destinazione, diciamo, urbana, ma in questo caso dobbiamo considerarle anche per la vicinanza di zone tradizionali turistiche, dopo lo vedremo, come la Costa Brava a Barcellona. In qualche maniera, qui dobbiamo considerare in qualche maniera questo mix fra città e anche balneare, seguito di Palma di Mallorca, cioè le isole Baleari. Qui stiamo parlando chiaramente di turismo balneare, e dopo abbiamo Madrid, Ibiza, Valencia, inteso fondamentalmente non come città, se non come destinazione balneare, per arrivare a Alicante, che ovviamente è tutta la zona della cosiddetta Costa Blanca, pertanto qui stiamo ragionando fondamentalmente come destinazione balneare. Cioè dobbiamo considerare che come competitor della Sardegna per quanto riguarda al turismo balneare è la Spagna, e in particolare le Baleari, e anche un po' la Catalogna, dove possono accedere facilmente in macchina, e dalla parte, diciamo, francese il competitor è un altro tipo di prodotto turistico, cioè il prodotto fondamentalmente di turismo urbano. Quali sono le destinazioni balneari più vendute nel 2021? Qui stiamo fondamentalmente ragionando con i dati dei tour operator. La destinazione più venduta, diciamo, mondo balneare è stata la Grecia, in particolare Creta, Rodi, Kos, per seguire con le Baleari, in particolare Mallorca, ma anche c'è stato un ripunto, diciamo una ricrescita importante rispetto a quello che era stato nel 2020 della Turchia, e in concreto della zona della riviera turca di Antalya. Quello che è interessante è che ci sta avendo in questo momento, visto che le svizzere hanno potuto iniziare a fare vacanze molto tardi, quello che stanno facendo è prenotare molto vacanze d'inverno in mare, e ovviamente in questo momento chi sembra che sta avendo la migliore
soluzione per quanto riguarda le prenotazioni è l'Egitto e anche le Isole Canarie. Come è funzionato questo? Fondamentalmente il fattore fondamentale è stato i collegamenti aerei. Qui noi purtroppo abbiamo avuto dei problemi perché la maggiore intensità di collegamenti, cioè la maggiore offerta di seats, offerta di posti negli aerei, ha stato fondamentalmente incentrata sulle Baleari e anche su tutto quello che è la Grecia. Pertanto noi abbiamo come Sardegna patito un po' anche la mancanza di un volume sufficiente complessivamente. Sto parlando a livello di Sardegna, sicuramente Gianfranco ci darà più dati in particolare rispetto di posti di offerta aerea sui 3 aeroporti sardi rispetto ai nostri competitor. Andiamo a fare un sguardo veloce di come è andata e come si sono comportati, cosa hanno fatto, direi 3 dei nostri competitor, la Spagna e la Francia, con 2 focus particolari. Vediamo complessivamente la Spagna. La Spagna ha avuto fino al 30 di settembre un totale, come vedete, di più di quasi 850.000 turisti visitatori complessivamente, con 136.000 turisti e svizzeri, seguito dalla Catalogna, che in questo caso sono arrivati sia in aereo come anche in macchina. Come vedete, tipo di struttura o di scelta per quanto riguarda la ricettività è stato fondamentalmente tutto quello che sono alberghi o strutture ricettive. Se facciamo un focus specifico però sulle Baleari, osserviamo che loro hanno avuto in totale 237.455 turisti che sono arrivati, la stramaggioranza ovviamente con aeroporto. La motivazione fondamentale di questi è stato il poter fare delle vacanze, questa è un po' la logica, dove il ragionamento è che più della metà hanno fatto una vacanza di una settimana, con una percentuale però non indifferente anche di vacanza breve, come potete osservare. Ci vediamo la Catalogna, che è un mercato un po' diverso, dove prevalentemente si muovono di vicinanza. Qui abbiamo avuto un totale di più di 100.000 turisti svizzeri, dei quali più o meno il 60-65% hanno arrivati con aereo. Ci sono molti collegamenti low cost fra i 3 aeroporti della Catalogna con la Svizzera, da EasyJet piuttosto che altri vettori. Una parte non indifferente, cioè più del 30%, sono arrivati con la propria auto. E in questo caso concreto però è interessante vedere che la distribuzione della durata delle vacanze è più o meno abbastanza condivisa, cioè più o meno un 35.000 hanno fatto una settimana, però dai 10 ai 15.000 di questi turisti hanno fatto vacanza breve di 2 a 3 giorni. Ci guardiamo la Comunità Valenciana, è esattamente la stessa situazione. Loro ovviamente i numeri sono diversi. In questo caso concreto turisti ne hanno avuto più di 100.000, la maggioranza, il 75%, sono arrivati all'aeroporto, lo quale questo è molto importante per sottolineare l'importanza di avere dei collegamenti che ti permettono un collegamento di non oltre 2 ore dal mercato svizzero verso la destinazione, soprattutto perché osservate che le vacanze di brevi, in questo caso concreto, considerando la forte intensità di viaggio che loro hanno nel loro modo di comportarsi, nel loro DNA, è molto importante. Cosa succede? Come si hanno mosso gli spagnoli? Fondamentalmente a livello complessivo hanno fatto le classiche attività, ma hanno sviluppato un'azione un po' particolare, cioè hanno organizzato una fiera turistica totalmente virtuale, con la presenza di catene alberghiere, destinazioni attrattive, eccetera, invitando sia in qualche maniera ai tour operator e alle agenzie di viaggio, perché nel mercato svizzero i tour operator sono relativamente importanti, ma sono soprattutto molto importanti le agenzie di viaggio come prescriptor. Ma anche questa fiera è stata anche permessa al pubblico di partecipare. Questa è stata la fiera che hanno sviluppato in qualche maniera per il mercato specifico, tutti i mercati diversi
di lingua tedesca, ma in particolare con un focus specifico durante le giornate specifiche per quanto riguarda il mercato svizzero. La Francia, l'obiettivo fondamentale, per quello che mi hanno raccontato, era quello di mantenere il posizionamento. Loro hanno fatto una campagna di pubblicità, soprattutto digital, in collaborazione, hanno messo insieme a Toute France, cioè il loro ENIT per capirci, insieme alle diverse regioni, hanno fatto una campagna verticalizzata e segmentata per tipologia di paese e di prodotto turistico, dove fondamentalmente hanno tentato di presentare i prodotti turistici che potevano corrispondere all'interesse che le Svizzeri avevano come conseguenza del Covid, cioè non vendendo mare in particolare, dove la Francia in questo caso per le Svizzero è poco competitivo, stanno vendendo fondamentalmente natura, deconnessione, relax, eccetera, eccetera, e anche ovviamente il turismo di città. Tutto questo appoggiato con delle strategie molto forti per quanto riguarda i media e alle agenzie di viaggio, soprattutto a tutto quello che è l'influencer. Il risultato, come vedete, hanno avuto una crescita, le motivazioni per le quali hanno scelto le vacanze, le Svizzere in Francia, fondamentalmente il 50-55% ha cercato tutto quello che è la vacanza per rilassarsi, eccetera. Vedete che il 51% ha preferito una vacanza in ambito rurale, naturale, eccetera, eccetera. Un 25-30% fondamentalmente ha scelto il turismo di città. E questo in qualche maniera ci dà una composizione che Joseph, va a essere... hai ancora un pochino, però poi ti chiedo di andare alle conclusioni. Sono la ultima e fondamentalmente il ragionamento, come vi dicevo in questo caso concreto, cresce però l'interesse per il turismo balneare, pertanto soprattutto zona Costa Azzurra, zona di vicinanza dove si può arrivare facilmente in macchina, pertanto è anche un competitor sul quale noi non dobbiamo non preoccuparci più di tanto. Sardegna versus Svizzera 2021. Che cosa dobbiamo ragionare per il 2022? Che cosa dobbiamo noi come Sardegna cominciare a ragionare e venderli? È il mare, fondamentale, ma il mare con dei valori. Il mare è è una destinazione che ti dà tranquillità, sicurezza, dove puoi fare outdoor, e questo è importante per la destagionalizzazione, e soprattutto considerando che la prima motivazione del mercato svizzero tutto quello che è la enogastronomia. Mi fermo qua e vi ringrazio della vostra attenzione. Una cosa molto importante, il mercato, dobbiamo partecipare a fiere regionali, è un mercato ancora che ragiona va a cercarsi la vacanza, e ci sono le fiere per cantoni locali dove potrebbe essere interessante, oltre ad avere i media relations, poter andare a presentare le offerte delle diverse destinazioni della Sardegna. Perfetto. Grazie, scusami Lucio. Grazie. Abbiamo il dottor Masiello del servizio marketing e comunicazione che trarrà sicuramente giovamento da questo tuo suggerimento di essere presenti su fiere all'interno del territorio svizzero. Il dottor Comotti credo che sia collegato, vero regia? Sì, mi fanno segno di sì. Dottor Comotti, Francesco Comotti, grazie per essere qui con noi. Joseph per la salute. Allora, grazie per essere con noi. La presento brevemente. Sento un certo ritorno, non so cosa sia. È il suo microfono. Va bene, adesso sì, la sentiamo meglio. Sì. Allora, Francesco Comotti è un professionista del Destination Management, ma anche del Destination Governance. Ha direttamente o indirettamente connessioni in Europa, negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia, sino a Tokyo. Abbiamo visto nel suo profilo che ha sviluppato eventi internazionali, ha lavorato nel sistema MICE, quindi un professionista a tutto tondo del turismo, ha partecipato, ha collaborato, ha contribuito a gestire, sviluppare e costruire eventi di livello mondiale, parliamo di finali di Champions League, convention con grossi e importantissimi gruppi internazionali, quindi credo che il suo outlook sulla Svizzera sia fondamentale per noi, per comprendere meglio e soprattutto per i nostri operatori, in modo che possano avere qualche spunto assolutamente di rilievo e di prima mano su cosa si può fare per sviluppare questi mercati. A lei la parola. Grazie.
Dunque, io devo fare l'intervento prima di Joseph, per cui cerco di ritarare in qualche misura quella che è la mia presentazione, dando risalto ad alcuni elementi che sono stati evidenziati e passando un po' diciamo sopra ad altri elementi che evidentemente sono già stati trattati brillantemente. Io credo che la Svizzera prima di tutto venga considerato un... Aspettate, sento che c'è eco, mi provo a mettere le cuffie. Meglio adesso? Sì, assolutamente. Si sente meglio? Perfetto. Dicevo che la Svizzera debba essere considerato proprio un compendio di come l'adattamento culturale sia necessario. Non dimentichiamoci che appunto la Svizzera è composta da una multiculturalità essa stessa, per cui considerare il mercato svizzero come un unicum a volte può indurci in errore, nel senso che evidentemente sia le provenienze dal punto di vista geografico che le provenienze dal punto di vista culturale in qualche maniera incidono fortemente su quello che è l'approccio che noi dobbiamo avere. Cercherò quindi anche di entrare un po' nelle motivazioni per cui certe scelte vengono effettuate, motivazioni che derivano evidentemente da un retaggio culturale di un passato che comunque incide fortemente sulla cultura svizzera. E visto che appunto è stato citato come l'enogastronomia in Sardegna abbia una fortissima attrattività, mi sarà concesso di iniziare con una metafora, cioè che la prima responsabilità di un territorio è quella di predisporre il menù della propria destinazione, cioè utilizzando le risorse locali al fine di creare dei piatti appetibili adatti ai singoli commensali. Quindi la Svizzera bene si presta per questo esercizio, quindi conoscere esattamente il nostro cliente sia prima ma anche durante e dopo la vacanza diventa fondamentale. In questo caso abbiamo avuto una presentazione di dati davvero importante, evidentemente anche in questo caso il territorio necessita poi di una gestione di dati molto attenta. Se andiamo a fare per esempio il confronto tra il mercato tedesco che conta 83 milioni di abitanti con quello svizzero che è praticamente 10 volte più piccolo, è evidente che alcune analisi devono essere mediate con attenzione, però l'intervento che ci sarà dopo di me sicuramente che tratta specificatamente il discorso dei dati sarà sicuramente più esauriente. Quello che dobbiamo andare a considerare è quello che la Svizzera comporta sia in termini di macroeconomia, quindi il livello più elevato dell'ecosistema generale che può portare sui nostri territori, sia la microeconomia, cioè quella legata poi alle singole aziende. Evidentemente che questo incrocio necessita di una grande attenzione da parte poi dei territori. Qual è l'analisi del contesto geografico della Svizzera? Intanto sembra una banalità, ma è l'unica delle nazioni che abbiamo in qualche misura analizzato come potenziali per la Sardegna e per il Mediterraneo in generale, ma per la Sardegna nello specifico, senza sbocco sul mare. Quindi è evidente che quello che è avvenuto in termini di difficoltà di trasporti ci faceva privilegiare soprattutto il trasporto via macchina o via aereo, però abbiamo visto che negli ultimi anni questo ha avuto una forte compressione. 2/3 dei circa 8 milioni e mezzo di abitanti si concentrano sull'altopiano, quindi dove ci sono le maggiori città, cioè Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna, Winterthur, e sappiamo bene che le prime due, cioè Zurigo e Ginevra, sono le piazze finanziarie internazionali di maggior rilievo. La capitale Berna è la città federale, mentre Basilea è il centro di industria farmaceutica. Questo per identificare che anche in questo caso la Svizzera, essendo divisa in 3 grandi regioni linguistiche e culturali,
il nostro approccio nei confronti di questi tipi di mercato deve essere particolare, perché evidentemente sia dal punto di vista della estrazione culturale sia dal punto di vista dell'estrazione economica evidentemente l'approccio deve essere differenziato. Andiamo a vedere il contesto sociale, che è il motivo per cui poi certe scelte in termini di vacanze vengono portate avanti. La Svizzera è un paese di immigrazione da lunga scadenza, a lungo termine, e diciamo che circa ogni anno il 10% delle persone che sono presenti in Svizzera vengono naturalizzate, per cui c'è un continuo processo di naturalizzazione, e dove il peso delle provenienze estere evidentemente ha un peso anche poi sulla scelta di vacanza successiva. La maggior parte degli stranieri che poi sono stati nazionalizzati sono italiani, quindi italiani svizzeri, poi provengono dalla Germania, dalla penisola iberica, dalla Francia, e dato non irrilevante sia in termini percentuali che in termini di impatto dai paesi della ex Jugoslavia. Questo è evidente che pur nella grande spinta di omogeneità crea comunque delle eterogeneità in termini di stile di vita e di vacanza. È evidente che questo tipo di meccanismo comporta delle scelte di destinazione differenti. La convivenza in patria di questi diversi tipi di culture, quando poi si sposta all'esterno, diciamo diventa un po' più legata ai territori che vengono frequentati. Quindi diciamo che la grande sensibilità che ha il turista svizzero è quello di cercare di inserirsi, una volta che è in vacanza, di inserirsi in maniera molto forte nel contesto culturale che lo va ad ospitare, proprio perché c'è questa necessità di riprendere il territorio e di sentirsi parte di questo territorio. La Svizzera è dal punto di vista economico una stabile, moderna economia, e quindi diciamo che le aziende, le industrie principali sono quelle della meccanica di precisione, quella della chimica, della farmaceutica, e naturalmente tutta la fusione, il risultato della fusione delle banche svizzere ha portato la Svizzera a essere una delle borse più importanti, sia per quel che riguarda l'aspetto finanziario, ma anche per quel che riguarda l'aspetto dell'oro e dei metalli. Questo, anche in questo caso, comporta che c'è una disoccupazione estremamente contenuta e un reddito pro capite molto molto elevato. Questo che cosa ha comportato anche in termini di conseguenze riferiti dopo il Covid? Che la maggior parte delle limitazioni sono state limitazioni di norma, cioè limitazioni di legge, per cui molti degli svizzeri hanno avuto la necessità di fermarsi sul territorio, ma non per motivi economici. Solo l'11% della popolazione ha avuto delle conseguenze anche dal punto di vista economico. Quindi diciamo che l'impatto del Covid è stato più psicologico, più normativo, nel senso che sono state bloccate molti viaggi, come è stato detto non c'è stata una grande convinzione nei confronti delle vaccinazioni, però questo ha avuto un impatto soprattutto dal punto di vista del feeling, cioè da un lato c'era la volontà di rimanere chiusi all'interno del proprio contenitore, dall'altro quello che attualmente si sta manifestando, cioè una forte volontà di evadere, sia pur nel timore della sicurezza e dei disagi che le restrizioni evidentemente comportano.
per esempio il Green Pass molto spesso dalla popolazione svizzera viene visto come un limite, non tanto come un vantaggio. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che è aumentato, come per tutte le nazioni, la Germania in primis, ma anche tutte le nazioni, compresa l'Italia, ha sviluppato un forte turismo interno, dove tuttavia il turismo interno evidentemente paga quella che è l'offerta del territorio. Abbiamo detto che appunto non ci sono sbocchi sul mare, per cui gran parte delle attività sono state legate alla cultura, alla parte legata all'escursionismo, all'alpinismo, allo sci, all'outdoor, cioè tutte quelle che erano le offerte tipiche del territorio. Quindi questo che cosa ha comportato? Ha modificato anche lo stile di vacanza e quindi ha creato un nuovo stile di vacanza legato più evidentemente alla vacanza attiva, alla natura e al benessere in generale. E quindi questo tipo di meccanismo è stato poi verrà coniugato per il futuro, perché evidentemente si cercherà di fare la medesima esperienza fatta all'estero. L'economia svizzera continua a registrare quindi un trend positivo e non vado appunto adesso a ripetere i numeri già che sono stati dati dal punto di vista statistico, ma in particolare diciamo che l'attenzione verso i viaggi all'estero sta aumentando e sta aumentando appunto l'interesse verso località, città d'arte anche minori, soprattutto la vacanza attiva, l'enogastronomia e quello che è stato evidenziato soprattutto in questi anni verso il turismo nautico. Poi andremo a vedere velocemente quello che hanno fatto anche i competitor in termini di offerta e dove evidentemente, visto che il nostro focus è la Sardegna, quelli che sono i passi che il turismo svizzero si attende verso per rendere questo territorio più attrattivo di quello che è. Faccio un breve cenno a quello che è avvenuto nel terzo trimestre del 2021 relativamente ai voli. Come abbiamo detto prima, il fenomeno del traffico via auto è ancora molto forte. Mi sembra che più del 41% degli svizzeri decidano di viaggiare via auto. Per il terzo trimestre nel 2021 gli aeroporti svizzeri hanno registrato un totale di 8,4 milioni di passeggeri, sia locali che in transito, ma quello che è importante è che c'è stato un numero di movimenti di voli, cioè i decolli e atterraggio, che è aumentato del 68% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ora è evidente che l'anno 2020 poco ci dice, però questa volontà di riprendere a volare evidentemente per il nostro prodotto, cioè il prodotto della Sardegna, diventa estremamente interessante. Da notare che i voli privati, cioè e qui ho un dato anche che riguarda l'aeroporto di Olbia, i voli privati hanno avuto praticamente un mantenimento molto importante, il che vuol dire che l'attenzione nei confronti del prodotto da parte di un target alto spendente comunque è stato mantenuta. Cosa hanno fatto i principali competitor? E qui riprendo in parte quello che è stato già menzionato, ma entro nello specifico delle motivazioni, cioè al di là della parte numerica,
i competitor hanno puntato particolarmente su alcuni valori. La Spagna in particolare ha l'ospitalità, il calore e l'aspetto culturale, naturalmente anche alla grande accessibilità via volo. La Croazia comunque sul mare, e qui riprendo il concetto che avevo espresso prima, cioè è stato consolidato molto quello che è chiamato il turismo di ritorno, cioè in Croazia c'è stato un grosso flusso dovuto al ritorno di emigranti che erano stati in Svizzera e che sono tornati a casa, quindi c'è stato questo fenomeno del turismo di ritorno estremamente importante, oltre a una fortissima attenzione verso il turismo nautico dei charter, che per la configurazione della costa e per altri motivi dal punto di vista normativo, evidentemente lì il sistema delle marine ha una certa agilità rispetto al sistema italiano, ha portato dei grossissimi numeri proprio per il turismo svizzero. La Grecia ha puntato evidentemente anche sulla propria storia, sulla cultura, sull'economicità e anche in questo caso sull'accessibilità. La Turchia sulla grande affabilità, e infatti prima sono stati menzionati i dati del grosso aumento della costa dell'Egea, e quindi la grande combinazione tra l'economicità, il sistema culturale e il sistema mare, oltre al turismo nautico, anche in questo caso i Caicco, per esempio, che sono uno dei tipici mezzi nautici che rappresentano l'offerta turca. Non dimentichiamo poi l'Italia peninsulare, perché comunque diciamo che sia pure con un rapporto di assoluta collaborazione, la Sardegna si deve confrontare anche con competitor nazionali. E quindi prima di tutto la Liguria, che ha un'accessibilità evidentemente più semplice, e la costa della Toscana, ma in particolare oltre il 40% del flusso, quindi la prima regione per quel che riguarda il traffico della Svizzera, la prima regione è la Lombardia, ma vista la vicinanza, ma la prima regione diciamo turistica legata anche al mare è la Liguria. Già è stato detto quello che è la quota pro capite che lo svizzero può contare, che è decisamente superiore, diciamo che un giovane laureato in Svizzera guadagna in media quasi 79.000 euro all'anno contro i 55.000 di un lussemburghese o 54.000 di un danese, quindi stipendi che hanno circa un 20% in più, 25% in più rispetto agli altri mercati. Questa forbice si allarga ancora di più per quel che riguarda il quadro dei dirigenti, quindi diciamo che comunque il cliente svizzero ha una buona attenzione verso il value for money, però dispone di una cifra di denaro che gli permette delle buone libertà. Cosa sta avvenendo in termini di politiche interne? Dottor Comotti, le chiedo di andare verso le conclusioni. Sì, va bene. Cosa sta avvenendo? Diciamo che c'è una grande attenzione da parte del governo svizzero nei confronti di quelli che sono i temi classici, e uno di questi, che è stato menzionato già più volte, è proprio quello della sostenibilità. Due sono le parole chiave che su cui dobbiamo puntare: la sostenibilità e l'accessibilità. Le offerte online, perché comunque c'è una grande attenzione anche causata anche dalle restrizioni rispetto al fenomeno dell'online, e le tipicità del territorio. Un dato, e qui concludo, che diventa importante, è quello di reinventare la governance territoriale, cioè
una grandissima attenzione deve essere data, scusatemi la cacofonia, ai dati. Quindi quando noi abbiamo i clienti sul territorio diventa fondamentale andare a verificare quali sono i comportamenti che i clienti hanno quando sono sul nostro territorio. Questo che valga dalla partenza della vacanza, quindi la partenza dalla Svizzera, fino al loro rientro, perché è evidente che riuscire a tagliare con la tecnologia e con il digitale la vacanza in maniera più corrente possibile rispetto alle necessità del mercato diventa fondamentale. È chiaro che la tecnologia oggi permette un miglioramento della performance della governance e si abbina con grande facilità a quella che è la bellezza, l'accoglienza, la personalità della Sardegna, che evidentemente nessun competitor del Mediterraneo potrà mai emulare. È troppo gentile. Speriamo davvero che sia così anche nella mente dei nostri turisti, dei nostri potenziali turisti. Ci ha dato un assist importante Antonio. Grazie dottor Comotti, molte grazie per il suo intervento. Antonio, ci ha dato il dottor Comotti un assist importantissimo, ha parlato di dati e comportamenti ed è proprio l'argomento che tu e il professor Fancello affronterete adesso. È vero, il dottor Comotti ci ha illustrato delle potenzialità che completano la presentazione fatta da Joseph prima e che ci mostrano un mercato svizzero molto dinamico, ed evidentemente questo dinamismo e le potenzialità devono essere sempre monitorate in modo oggettivo. Ecco allora il compito che sta affidato a Gianfranco Fancello e a me di analizzare le tendenze, il mercato e di rendere i dati più familiari per tutti, non soltanto per chi li studia e per chi li utilizza quotidianamente, ma per gli operatori che magari a volte con qualche dato in più possono riuscire a trarre meglio le loro strategie e a proiettarsi sul mercato. E allora continuiamo in questo nostro appuntamento che ci vede analisti privilegiati del sistema turistico, in particolare dal lato del trasporto sia aereo che marittimo. Come la scorsa volta abbiamo diviso i compiti col collega Fancello e io mi concentrerò sul sistema del trasporto via nave, per poi lasciare la parola a Gianfranco per analizzare il trasporto aereo. Trasporto via nave che proprio nel caso dei turisti svizzeri ci regala un grande assist, perché il turista svizzero è un turista che, come abbiamo sentito, ama spostarsi con la propria auto, ama spostarsi e conoscere tutti i luoghi che va a visitare, e lo fa prevalentemente in autonomia e quindi utilizzando un mezzo che sia un'auto piuttosto che una moto o un camper, perché poi Lucio abbiamo anche questo grande assist del turista svizzero che si muove con il camper, alimentando quella che è una tendenza dell'ultimo periodo. Il Covid, come ci ha ricordato Joseph poc'anzi, ha rimescolato le carte, ci ha dato una visione nuova del mercato, ci sono nuove tendenze, nuove esigenze da parte dei turisti, e queste tendenze vanno trasformate poi in prodotti che devono anticipare non queste tendenze ma quelle che potremo vedere nel prossimo futuro, quando nel 2022 ci auguriamo che ci sia uno scenario più stabile. E allora in queste tendenze vediamo come il turista svizzero si avvicina alla Sardegna utilizzando prevalentemente la nave, senza evidentemente tralasciare l'utilizzo dell'aereo, e come ci ricordava Lucio è garantito da più compagnie aeree che hanno il punto a punto soprattutto durante l'estate con i principali aeroporti della Svizzera. Però concentriamoci sui porti. Tanto la prima novità, che ormai per noi è ricorrente ma per gli operatori rappresenta, lo vediamo dalle domande, perché sono arrivate alcune richieste di informazione, alcune curiosità da parte dei nostri ascoltatori sia alla radio che via TV, e queste curiosità riguardano l'aggiornamento dei dati. Tutti sono incuriositi dalla disponibilità di dati che, come vediamo dalla prima slide, sono aggiornati al 31 ottobre. Bene sì, il sistema ormai l'abbiamo ricordato più volte, ma giova sempre ricordarlo, il sistema si aggiorna quasi in tempo reale, è un sistema che ci regala dei dati che di mese in mese ci proiettano verso uno scenario nuovo, uno scenario in movimento, e questo è il caso del sistema del mare. Abbiamo analizzato gli ultimi dati disponibili, che sono dati che riguardano il periodo 1 gennaio 31 ottobre di ogni anno, per aggiornare la nostra serie storica. Vi ricordate che ci siamo regalati vicendevolmente un'analisi storica degli ultimi 20 anni, e in questa analisi storica degli ultimi 20 anni
piuttosto che 11 anni su alcuni segmenti, noi vediamo l'evoluzione del mercato. Questa evoluzione l'abbiamo aggiornata al 31 di ottobre e allora ci rivediamo le nostre tendenze e subito alcuni dati, li abbiamo presentati anche nello scorso appuntamento, però c'è un piccolo aggiornamento. Vediamo che in generale il sistema portuale della Sardegna perde rispetto al 2019 il 25,6%. Rispetto alla proiezione precedente che era allineata al mese di settembre abbiamo recuperato qualcosa. Questo perché? Perché il mese di ottobre, inaspettatamente per alcuni, ma forse un'attesa confermata per i più lungimiranti, ci sta dando una visione di un mercato turistico che nelle stagioni di spalla è molto dinamico. È molto dinamico e vediamo più che altro con un'analisi informale realizzata con alcuni operatori del sistema marittimo che gli svizzeri sono stati protagonisti e allora sono stati protagonisti e hanno contribuito a ridimensionare questa perdita che ci accompagna, Lucio, dal 2019 per proiettarci sul 2021. Andando nel dettaglio dei porti, anche questa è una curiosità che i nostri ascoltatori hanno apprezzato, entrare nel dettaglio di ogni singolo porto, un po' perché ognuno di noi cerca di analizzare le porte di accesso limitrofe rispetto alla propria offerta territoriale e allora Olbia, Golfaranci, Porto Torres e Cagliari, principali, Arbatax in questo caso non l'abbiamo citato perché ha avuto un ruolo marginale, fortune alterne durante questa stagione con la sospensione dei collegamenti che però pare verranno riportati a regime nella prossima stagione turistica. E allora vediamo che Olbia rispetto al 2019 in questo range che ci porta fino al 31 di ottobre perde il 19%, Golfaranci il 27,4%, il 36,4% Porto Torres, Cagliari ha una perdita sostanziale più importante, però Cagliari sappiamo che nel sistema della portualità dell'isola ha un ruolo più marginale rispetto agli altri porti e invece è più performante nel sistema del trasporto aereo. Se andiamo a ricordare e ad aggiornare le nostre serie storiche, vediamo subito che c'è questa curva al rialzo, ci riportiamo un po' più su rispetto alla precedente analisi e questo a testimoniare un mese di ottobre che incide in modo significativo. Non possiamo dire importante perché i dati sono evidentemente non hanno un peso specifico molto importante rispetto all'intera stagione che va dal 1 gennaio fino al 31 ottobre con l'accento del mese di luglio e agosto, però iniziamo a vedere questi movimenti positivi e il movimento positivo in particolare lo possiamo analizzare con un focus sui singoli porti. Rispondiamo così in modo diretto anche ad una richiesta che arriva da un telespettatore che vedendo i nostri dati, Lucio, le nostre presentazioni ci chiedeva ma ogni tanto vi dimenticate, parlate spesso di Olbia, Cagliari come i due hub di riferimento, però abbiamo un aeroporto ad Alghero piuttosto che un porto a Porto Torres che è abbastanza performante. E allora è evidente, nelle nostre trattazioni dobbiamo fare delle scelte perché i tempi sono limitati, però anche questa volta abbiamo voluto regalare una particolarità in più, un approfondimento in più sulle due richieste da parte dei nostri ascoltatori. E allora riprendiamo Olbia, ma Olbia è interessante perché in questo momento storico fa segnare sempre dei dati positivi e vediamo, guardate, in questo periodo, in particolare nel mese di ottobre, abbiamo una crescita che in generale sui passeggeri totali del periodo ci porta ad un più 13,82%, che inizia ad essere un numero interessante per il mese di ottobre e soprattutto per le tendenze a cui eravamo abituati negli anni precedenti. E questo però è anche segnale di un fenomeno che hanno già interpretato i colleghi che mi hanno preceduto, perché quando il Green Pass è andato a regime e alcune restrizioni sono venute meno per alcuni mercati, o gli svizzeri che sono stati attendisti per avere il riconoscimento del Green Pass nel sistema turistico, allora abbiamo visto più movimento e più movimento ha significato anche il viaggio in nave e qui a testimoniare anche una ripresa della considerazione della nave anche per gli short break, quindi non più il turista che viaggia in nave soltanto perché ha più tempo a disposizione, ma anche che viaggia in nave per piacere, per scelta deliberata, per vari motivi, anche quelli di personali legati alla possibilità di utilizzare il proprio mezzo oppure di contenere anche la convivialità in alcuni spazi comuni, e allora ecco che la nave riprende quota. Vediamo anche questo dato interessante, cioè i passeggeri nel giorno più trafficato in assoluto del mese di ottobre abbiamo avuto un incremento del 16,60% dei passeggeri ottobre del 2021 rispetto a ottobre del 2019. Ma ecco la curiosità Porto Torres, focus su Porto Torres e curiosità per la domanda, non certo per la minore importanza del porto, e vediamo che anche Porto Torres nel 2021, in particolare nel mese
mese di ottobre si difende molto bene. Guardate, abbiamo un più 40%. Ora i numeri a livello assoluto non sono evidentemente numeri molto importanti rispetto alla dimensione turistica della Sardegna, però è un segnale che vede alcune tratte decisamente più gettonate. Allora vediamo che i passeggeri totali nel periodo mese di ottobre sempre sono stati 65.443 rispetto ai 46.000 del 2019, e quindi confermiamo questo dato con il giorno più trafficato, anche questa è la chicca della nostra analisi, un più 12,30% per la giornata in cui abbiamo trasportato più passeggeri in assoluto sul porto di Porto Torres nel mese di ottobre. Vediamo anche l'aeroporto di Alghero, non voglio prendere lo spazio che è di Gianfranco, ma gli do un assist. Perché l'aeroporto di Alghero? Perché l'aeroporto di Alghero è stato oggetto di una domanda che è arrivata nella scorsa trasmissione, dove ci veniva detto: ma Alghero come sta performando? Faccio parte del sistema turistico di Alghero, mi piacerebbe capire se il nostro aeroporto si sta aprendo sempre di più, se è sempre più connesso a livello nazionale e internazionale. In Soldonis fa registrare dei movimenti più interessanti. Lo abbiamo monitorato, lo abbiamo fatto tenendo in considerazione anche qua il mese di ottobre, abbiamo avuto la possibilità di analizzare puntualmente quello che è successo fino a pochi giorni fa, e allora vediamo che c'è un tendenziale aumento dei passeggeri totali trasportati nel periodo considerato, che porta ad un più 6,01%. Ora Alghero in questo momento, con questi dati, risulta essere il più performante tra gli aeroporti dell'isola, proprio perché nel mese di ottobre c'è stato molto dinamismo, e anche questo ci lascia ben sperare. Anche Alghero ha avuto un'offerta tendente alla destagionalizzazione, il territorio ha dato segnali di grande vitalità anche per intercettare quei turisti che generalmente privilegiavano le vacanze fino al mese di settembre e che invece si sono aperti nel mese di ottobre. Due informazioni in più che riguardano il mercato svizzero, e queste sono informazioni che non si sovrappongono con le spiegazioni esaustive che abbiamo avuto in precedenza, ma nascono da alcuni contatti diretti con i manager delle compagnie portuali, in particolare i manager delle compagnie di navigazione, ai quali abbiamo chiesto un proprio sentiment, ma con i dati alla mano, rispetto al turista svizzero. E allora sul turista svizzero ci hanno dato alcune informazioni, vedendo qual è il comportamento a bordo e vedendo anche, tramite piccole indagini che sono state fatte dalle compagnie, che cosa chiede il turista e come si orienta sul territorio. E ci sono due elementi interessanti che poi vengono ripresi anche dal Tirol Tourism Research nel 2021, un report che ci regala una conferma di quanto avevamo raccolto anche dalle compagnie di navigazione. Una passione importante per l'escursionismo e il ciclismo, che ci aiuta ad avere una proiezione diversa sul mercato, e quindi questa tendenza alla destagionalizzazione, e la voglia di vivere il piacere e la qualità della destinazione. Il piacere e qualità della destinazione che, come ci ha detto poc'anzi Joseph, si traduce in particolare interesse per la cucina, l'enoturismo, l'enogastronomia. E allora, con questi dati che richiamano il mondo delle navi e con un occhio sulla tendenza di mercato, io lascerei la parola a Gianfranco per guidarci nel mondo del trasporto aereo. Gianfranco. Sì, grazie Antonio, grazie mille per l'assist, saluto tutti e parto anch'io con la condivisione del mio schermo per quanto riguarda invece la parte sul trasporto aereo. Spero si veda dalla regia, se no interrompetemi. Come sempre e come diceva già Antonio, ci siamo divisi un po' le cose. Io guardo il trasporto aereo, mi dà una mano l'ingegnere Daniel Vittiello, che su questa cosa lavora con me e quindi mi aiuta ad analizzare i dati. Eravamo molto curiosi di capire cosa fosse successo ad ottobre. Perché? Perché ottobre era un po' la cartina di tornasole, parlo del trasporto aereo ovviamente, perché avevamo già avuto dei segnali molto interessanti di recupero rispetto dei dati del 2021 rispetto a quelli del 2019. Qui riporto anche i dati in rosso dell'andamento del 2020, ma per i motivi che ben sappiamo non li consideriamo. Invece volevamo capire nel 2021 cosa era successo rispetto al 2019. Bene, se rispetto al periodo globale dei 10 mesi, periodo gennaio-ottobre, abbiamo perso poco più che 3 milioni di passeggeri, vedete, avevamo 8 milioni e 2 nel 2019, abbiamo avuto 5 milioni e 6 nel 2021 con un meno 38%, però vedete che da agosto sino a novembre, a ottobre, scusate, la linea tendenziale è esattamente uguale a quella del 2019, con
una perdita secca del 38% globale, però vediamo che invece localmente in questi 3 mesi si è assistito a un recupero rilevante. Questo recupero lo vediamo in questa slide che evidenzia la variazione tra il 2019 e il 2021 e quindi quel globale 3 milioni di passeggeri che sono stati persi rispetto al 2019 si riferiscono a tutta la prima parte dell'anno, come potete vedere da questa linea tendenziale, mentre da luglio o agosto, dove abbiamo avuto un meno 8%, sino ad ottobre, dove rispetto al 2019 la differenza rispetto all'ottobre di quest'anno è stata di circa il 17-18%. Quindi diciamo che c'è stato un recupero molto interessante per quanto riguarda il trasporto aereo in questi 3 mesi. Come si sono comportati i 3 aeroporti? Alghero, partiamo da Alghero, anche perché per le motivazioni di cui parlava Antonio poc'anzi. Bene, Alghero nel mese di ottobre è stato in maniera percentuale e relativamente ai propri dati l'aeroporto più performante, perché se globalmente rispetto al periodo ha perso un 38% in linea con i dati regionali, come potete vedere aveva nel 2019 circa 1,2 milioni, nel 2021 769.000 passeggeri, però vedete che nel mese di ottobre non solo ha toccato ma ha superato, il dato di Antonio precedente lo dimostra, il dato del 2019, circa 110.000 passeggeri rispetto ai 105, e quindi potete vedere ha recuperato, è arrivato ha superato di poco, ma comunque ha superato il valore negativo e quindi è passato un valore percentuale positivo, quindi una performance relativamente positiva dell'aeroporto di Alghero. Passando invece all'aeroporto di Cagliari, dal punto di vista invece della performance, Cagliari presenta dati un po' più negativi rispetto a quelli medi della Sardegna. Nel periodo la perdita globale è stata del meno 44%, ovvero sia rispetto al 2019 dove c'erano circa nei 10 mesi 4.100.000 passeggeri, nel 2021 stesso periodo 2 milioni e 3. Ma vedete un po' come non è riuscita a recuperare quella differenza, e se andiamo a vedere il dato percentuale, la differenza nei mesi di agosto è stata poco sopra il meno 10% e a settembre e ottobre si è invece attestata intorno al meno 26-27%, quindi non quel più 6% di cui si parlava prima di Alghero, ma comunque una perdita rilevante. Vediamo Olbia, invece Olbia, ne abbiamo parlato in precedenza, allora Olbia si colloca sopra la media regionale, che ricordo del meno 38%, Olbia perde nel periodo gennaio-ottobre un 30%, passando dai 2.850.000 passeggeri a quasi 2 milioni, 1,9 milioni, ma se vi ricordate ad agosto avevamo il dato che era sostanzialmente uguale a quello del 2019, potete vedere la curva e i dati del 2021 sono abbastanza in linea con quelli del 2019. Quello che si nota è che anche la pendenza, Olbia ha sempre una curva a campana nel periodo di chiusura della stagione con una pendenza molto netta, e questa pendenza viene rilevata anche nel 2021, quindi con una perdita che varia per il mese di ottobre, che è di poco inferiore a un meno 30% rispetto al dato del 2019. Questo ha fatto il quadro, quindi al prossimo webinar andremo a vedere il mese di novembre, e quindi andremo a raccontare poi se il dato o questi dati si stabilizzano o meno. Andiamo a vedere il dettaglio della Svizzera. Sul dettaglio della Svizzera parlerò ovviamente delle relazioni rispetto al trasporto aereo. Il trasporto marittimo è un trasporto che passa attraverso le relazioni con i porti nazionali, anche se ricordo che la Svizzera ha in bacheca 2 Coppe America, quindi passa per essere una delle marinerie, almeno dal punto di vista sportivo, più titolate al mondo. Allora, il dato della Svizzera è stato preso dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, statistiche sul trasporto aereo, che censisce, devo dire, in maniera anomala gli arrivi alle destinazioni, quindi le partenze dagli aeroporti svizzeri verso le destinazioni finali. Qui vedete in Italia nel 2019, quindi se noi dovessimo conteggiare con i nostri passeggeri su un'andata e ritorno, questi dati andrebbero moltiplicati per 2. Lo dico subito in maniera tale che non vi siano
dei fraintendimenti. Vedete, in Italia globalmente abbiamo avuto circa 1,5 milioni di arrivi nel 2019, non abbiamo ancora il dato 2021 naturalmente, quindi riferiamoci al dato pre-pandemia. Gli aeroporti più frequentati in ordine sono Roma Fiumicino, con questi picchi rilevantissimi, Venezia Capodichino, Catania Brindisi, questo è un elemento di sorpresa importante a proposito di competitor della Sardegna, Milano Malpensa e poi troviamo Olbia. Quindi per riconoscerli qua nel colore i periodi sono Q1, Q2, Q3, Q4, cioè i 4 trimestri dell'anno. Abbiamo Olbia col colore blu, Cagliari col colore grigio e Alghero col colore arancione. Qui abbiamo riportato i dati degli arrivi nei 3 periodi, nei 4 periodi anzi rilevanti. Vedete che abbiamo una prevalenza di Olbia nel quarto periodo, nel terzo periodo con circa 50.000 arrivi rispetto ai 35.000 di Cagliari, mentre Alghero, nonostante quanto Joseph ci ha detto, che Alghero risulti essere dal punto di vista dell'attrattività una delle città maggiori, rispetto alla Svizzera, rispetto ai voli diretti in arrivo dalla Svizzera, i dati sono abbastanza bassi, lo vedremo anche con le frequenze previste per il 2022, quindi 581 nel secondo trimestre, 5.000 passeggeri nel terzo trimestre e poco altro più avanti. Questo è il dettaglio per quanto riguarda la Sardegna. Nel 2019 dalla Svizzera abbiamo avuto 165.000 arrivi, andrebbero moltiplicati per 2 anche sulle partenze e il conteggio dei passeggeri. I 3 principali aeroporti di provenienza sono quello di Basilea con quasi 66.000 arrivi, Ginevra con poco più di 57.000 arrivi e Zurigo con circa 38.000 arrivi, anche qui divisi sui 3 aeroporti. Il primo periodo, gennaio-marzo, è praticamente vuoto. Abbiamo avuto 2 voli spot o 3 voli spot con 571 passeggeri che non entrano neanche nella statistica, mentre il periodo più carico è quello del terzo trimestre, ovvero sia quello che va da luglio a settembre con circa 91.000 arrivi. Suddivisi tra Olbia, che la fa da padrone, i valori maggiori, Cagliari e poi molto più sotto Alghero. Qui vediamo il dettaglio. Ho voluto comparare qui il dato relativamente anche agli altri arrivi internazionali per capire quanto poi pesi la destinazione, la provenienza della Svizzera rispetto alle altre che sono state censite. Ebbene, ad Alghero la provenienza rispetto ai passeggeri arrivati vale circa il 2-3%, quindi un valore molto basso. Nel 2020 il dato non era significativo e quindi non l'ho riportato. Su Cagliari stessa condizione, però i valori sono maggiori, il peso della Svizzera, dei passeggeri provenienti dalla Svizzera pesa circa un 10-11%, nel 2019 abbiamo avuto una leggera diminuzione. Qui potete fare la comparazione con i dati provenienti dagli altri paesi, mentre il dato più significativo in termini assoluti, in termini percentuali meno, ma il dato più elevato è quello di Olbia, dove abbiamo avuto nel 2019 quasi 190.000 arrivi e quindi con un 12,24% rispetto agli internazionali totali. La percentuale è fatta sugli internazionali totali. Questo è il dato che vi ho fatto vedere l'altro giorno, è preso dal SIRED della Sardegna, per capire qual è invece sui passeggeri e sui dati delle presenze turistiche, come in realtà il passeggero svizzero abbia questi 2 punti su luglio e su settembre e invece si abbassi in maniera rilevante su agosto, nonostante poi l'offerta di voli sia rilevante anche o soprattutto ad agosto, a dimostrazione che è abbastanza interessato non solo alla destinazione mare tipica di agosto, ma anche ad altre, come ci ha raccontato Joseph precedentemente. Chiudo con quanto sta succedendo ora in termini di offerta voli. Allora, noi abbiamo appena chiuso la summer season del 2021 con un'offerta abbastanza variegata. L'offerta maggiore era data da Olbia, vedete, che ha praticamente chiuso la propria stagione con il 30 di ottobre, con voli da Basilea, Ginevra, Zurigo e Alterheim, con diverse tipologie di compagnie, ma soprattutto quello che è interessante, con frequenze anche rilevanti, da 4 sino a 7 frequenze settimanali. A seguire Cagliari con
con 4 aeroporti collegati, Basilea, Ginevra, Zurigo e Alterein, anche qui completate il 30 di ottobre, e poi Alghero invece con solo 2 aeroporti collegati con una frequenza settimanale qui di 2 voli settimanali, quindi anche quel basso dato di Alghero è evidente dalla bassa frequenza. Nel winter season ho messo qui un bollo rosso perché abbiamo un solo collegamento diretto, che è quello su Cagliari di Edelweiss, che tra l'altro è solo nel periodo natalizio, come potete vedere, 17-12-09-01 per la winter tra Zurigo e Cagliari. Per il resto non abbiamo in questo momento collegamenti diretti. Quello che però è interessante, volevo farvi vedere, è la prospettiva della summer dell'anno prossimo. Ho fatto così degli screenshot molto rapidi per quanto riguarda alcune tratte che sono già presenti, per far vedere che invece c'è una capacità, un'attenzione rilevante da parte delle compagnie a partire da fine marzo in poi. Guardate la Zurigo-Cagliari, è andata e in ritorno, da aprile parte con una frequenza trisettimanale che aumenta a maggio con 4 volte alla settimana. Qui vedete sul calendario, è facilmente intuibile. EasyJet su Ginevra-Cagliari parte subito con 3 frequenze settimanali da marzo, Basilea Cagliari addirittura con 5 frequenze settimanali da aprile, dal 1° aprile. Su Olbia addirittura le frequenze aumentano, perché abbiamo ad aprile la Zurigo-Olbia con una frequenza settimanale da aprile da 4 partenze settimanali e che diventano 6 direttamente a maggio. Basilea-Olbia, EasyJet da aprile parte subito con 6 frequenze settimanali su 7 giorni, e Ginevra-Olbia addirittura completa la settimana da aprile, parte con un servizio dal 27 aprile quotidiano. Questo a significare che l'offerta ha evidenziato subito, soprattutto su Olbia, la possibilità di poter avere dei collegamenti stabili, in questo caso quotidiani, e quindi avere una capacità di poter programmare per tempo anche la possibilità di poter sviluppare la stagione. Ecco, Alghero mancava. Rispetto agli altri, Alghero invece luglio presenta 2 frequenze alla settimana, agosto 2 frequenze alla settimana. Allora qui il tema Basilea Alghero è lo stesso, 2 frequenze alla settimana, quindi probabilmente su Alghero ci sono anche altre scelte strategiche. Adesso non vorrei entrare nel merito, mi limito solamente a far vedere qual è l'organizzazione e la struttura per l'anno prossimo. Quello che è interessante è che probabilmente, soprattutto su Olbia, partendo così forte dai mesi di marzo, che è un mese spalla di fine marzo, è possibile magari attraverso delle politiche di riorganizzazione e di condivisione con gli operatori turistici del settore sul territorio, poter anche immaginare un minimo di allargamento per il mese di marzo, che potrebbe essere un luogo interessante dove seminare qualcosa. Bene, io ho finito con Perfetto. questo, vi ringrazio, spero di essere stato chiaro e ridò la parola a Lucio. Benissimo, Grazie, Lucio. Grazie professor Fancello, come al solito analisi tue e di Antonio molto puntuali, molto specifiche, credo molto utili per tutti gli operatori che ci stanno ascoltando. Aggiungo solo una cosa: naturalmente gli operativi che ha fatto vedere Gianfranco sono operativi alla data odierna. L'operativo dei vettori è in continua evoluzione, arriveranno certamente delle frequenze aggiuntive di piccole, medie e grandi compagnie, per cui insomma credo che il mercato svizzero avrà uno sviluppo per il prossimo anno molto interessante. Prima di dare la parola alla radio, che credo abbia qualche domanda dal pubblico, volevo un commento da parte della professoressa Giovanelli. Grazie Lucio, grazie, interessantissimo. Il collega, chiudendo il suo intervento, diceva un mondo interessante dove seminare qualcosa. È veramente un mondo molto variegato e molto interessante. Pensavo anche, noi per gli studenti ci stiamo rivolgendo al mondo, abbiamo anche degli studenti dal Medio Oriente, stiamo costruendo percorsi, ne abbiamo già uno attivo con la Romania, la Spagna, stiamo lavorando su San Pietroburgo, abbiamo tutta una serie di paesi ai quali guardiamo. Il Pakistano Sì, no? abbiamo, esatto. Bello. Però francamente dovremo, Antonio, lavorare su questo mercato, perché è davvero interessante, ma non solo
per attrarre studenti, penso anche che dovremmo lavorare per i contatti, ci sono degli atenei Avremo degli interessanti. ottimi partner per sviluppare un'offerta ancora più competitiva. La nostra è già esatto. innovativa, però con dei partner svizzeri, anche giocando su questa vicinanza territoriale, potremo effettivamente sviluppare un'offerta formativa ancora più completa. Esatto, molto molto interessante. Va bene, allora ci aspettiamo per il prossimo anno qualche news specifica sul... Ci lavoriamo, ci lavoreremo. Grazie. Max e Maria Assunta. Eccoci qua. Come va in radio? Che interazioni abbiamo? Benissimo, però pensando alla Svizzera, io mi aspetto che dopo tutta questa bella chiacchierata sulla Svizzera qualcuno ci mandi del cioccolato dalla Svizzera e anche il caffè è buono, perché una volta io ricordo anche quelli che andavano in Svizzera non tornavano a casa se non portavano del cioccolato o del caffè. Quindi per Natale siate buoni, fate i buoni voi svizzeri, mandateci qualcosa. Maria Assunta invece in modo più serio ha qualcosa da dirvi. Sì, essendo il terzo mercato per la Sardegna, alcuni nostri ascoltatori ci hanno chiesto di avere una risposta dal professor Comotti. Come si può fidelizzare o consolidare il turista svizzero? Professor Comotti è ancora in linea? Ancora in Chiedo alla linea? regia. Sì, come no, Sì. sono qui. Ma allora, C'è un problema sulla linea? Rifaccio la domanda, forse ha bisogno di... ho sentito perfettamente. L'audio, Dunque, professor Comotti, è scarsissimo l'audio. Mi sente? Adesso sentite? sì, vada pure. Perfetto. Dicevo, l'evoluzione del mercato ha portato, evidentemente anche il Covid ha fatto la sua parte, ha portato a una grande attenzione proprio nei confronti del prodotto. La centralità e la bellezza dell'offerta diventa un volano poi per fidelizzare il cliente nella sua scelta successiva di vacanza. E come dicevo in chiusura, quello che è importante è curare tutti gli aspetti prima, durante e dopo la vacanza. Quindi il fatto di riuscire a fidelizzare è legato intimamente al rapporto che il prodotto riesce a installare con il mercato. Rievidenzio quello che ho detto prima, dobbiamo fare molta attenzione all'aspetto culturale. L'aspetto culturale di un compendio culturale come quello della Svizzera evidentemente necessita una particolare attenzione nei confronti di quelli che sono gli interlocutori che si presentano alla nostra porta, e quindi la qualità del prodotto, a mio modo di vedere, diventa l'elemento fondamentale per la fidelizzazione futura. Benissimo, vedo, grazie dottor Comotti. Grazie allo studio di Radiolina. Andrei avanti con la prossima sessione. Abbiamo il piacere ancora una volta e ringraziamo ancora una volta Enit per il patrocinio e in particolare Maria Elena Rossi per il suo supporto. Maria Elena Rossi insieme a Bianca Bartalena ci parleranno di che cosa? Dell'approccio Enit in Svizzera. Maria Elena naturalmente il direttore marketing di Enit, è una nostra cara amica che ci segue e ci supporta in tutto il percorso del Call to Action. Bianca Bartalena invece è la responsabile degli uffici Enit in Svizzera. A voi la parola, Maria Elena. Bianca ci racconta anche del sentiero dei limoni fra Maiori e Minori. Benissimo. Ciao, buongiorno a tutti e buonasera, anzi io cercherò di lasciare immediatamente la parola a Bianca, tenuto conto appunto di tutte le attività che abbiamo svolto anche in questi mesi, e continuiamo in queste settimane. Poi Bianca è tornata dalla maternità da poco e in effetti si è trovata catapultata in decine di iniziative che abbiamo portato avanti sia sul segmento open air che sul segmento mais, per cui anche secondo me molto il polso di quello che sta succedendo in questo momento, e quindi lascerei la parola a lei ed eventualmente poi aggiungo qualcosa rispetto a quanto lei dirà. Per noi ovviamente è un mercato molto molto importante, a maggior ragione in questa fase così
così incerta e di continua incertezza sulle aperture e le chiusure dei diversi mercati a causa appunto delle restrizioni. Quindi il mercato svizzero è, come dire, una certezza che peraltro è cresciuto negli anni, che si è consolidato anche su nuovi prodotti e nuove tipologie di destinazioni, e quindi a te Bianca per approfondire e per animare ulteriormente questa conversazione. Grazie direttrice, buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui. Innanzitutto vi ringrazio perché vi ho ascoltato con un piacere immenso, era musica per le mie orecchie, sarei voluta intervenire quando ognuno di voi ha parlato, avete detto cose veramente interessantissime. Inizio dicendo che la forza di Enit, a mio avviso, è proprio il fatto che noi siamo presenti fisicamente con la grande regia della sede centrale di Roma e la direzione della direttrice Maria Elena Rossi, appunto siamo presenti però fisicamente nei vari mercati, e quindi siamo un po', io dico sempre, mi piace dire le orecchie e gli occhi, noi andiamo proprio fisicamente agli eventi, parliamo col nostro pubblico, parliamo con i partner strategicamente importanti, e questo ci dà veramente una presa e ci fa capire veramente dove sempre è importante intervenire, quali strategie adottare. Vorrei che questa fosse sempre di più anche una forza sfruttata da voi in Italia, da tutti gli operatori, dalle regioni, dalle amministrazioni pubbliche, perché Enit c'è, è presente con tanta energia e tanta grinta e vuole esserci per voi. E è interessantissimo ascoltarvi, come spero sia interessante per voi ascoltare anche quello che noi facciamo, delle pillole che vi possiamo appunto raccontare. A livello di dati non c'è troppo da aggiungere, avete già detto cose molto importanti, aggiungo qualche dato in più, permettetemelo, sui dati ricevuti dall'ONTIT, dal nostro osservatorio nazionale riguardanti il 2020. Ovviamente i dati in questi anni così particolari, esatto, vanno presi anche un po' sempre con le pinze, però è molto interessante secondo me da notare che nel 2020, parlando di Sardegna, la Svizzera in realtà, secondo le nostre analisi, dati Istat e di Banca d'Italia, si è posizionata come secondo mercato in termini di appunto presenza di turisti stranieri, con una presenza sul totale dei turisti stranieri di oltre il 15%, quindi dopo la Germania è arrivata la Svizzera, ma anche qui permettetemi di dire, se confrontiamo, come è già stato detto, la grandezza proprio del paese Svizzera rispetto all'area DAC, è un paese, io dico sempre, pochi ma buoni, che veramente va coccolato, coltivato, perché è un paese molto piccolo ma molto ricco e molto interessante sotto tanti punti di vista. La Sardegna, sempre nelle propensioni di viaggio degli svizzeri, si è collocata all'8º posto nel 2020, dopo le regioni di prossimità, che per ovvi motivi sono molto visitate dai turisti svizzeri, quindi anche a livello di posizionamento come regione, calcolando che è una regione già abbastanza lontana per gli svizzeri, perché gli svizzeri, ricordiamoci, nel giro di 3 ore girano tutto il paese in macchina, in treno, quindi è un paese molto piccolo, e nel loro immaginario collettivo le distanze sono quindi diverse, ecco, da magari un turista americano piuttosto che un turista tedesco. Quindi ha raggiunto appunto questo 8º posto, e a livello di diciamo target group si parla soprattutto di 35+, quindi famiglie, coppie anche senza figli, e over, che sono un po' i 3 target group su cui in questi anni ci siamo concentrati in Svizzera, quindi 30-70, diciamo 30+. E come mezzo, avete giustamente detto, per visitare la Sardegna continua ad essere prediletta sicuramente l'aereo con il 59%, a seguire però il mezzo proprio. Lo svizzero, l'avete detto benissimo, ama visitare le destinazioni di prossimità,
prossimità con l'auto, e come è stato sottolineato sempre di più c'è un trend però anche quando si parla di veicolo proprio legato quindi ai caravanisti, ai camperisti e anche a queste quasi dimore mobili che sono sempre più in voga anche in Svizzera, oltre che nell'area DACH. È un trend di fortissima crescita al momento. Enit, salto poi ad un altro tema, visto il momento storico che stiamo vivendo, ha ritenuto molto importante attuare tutte delle collaborazioni legate al marketing intelligence, quindi andare a cercare di intercettare sempre di più i bisogni, le esigenze che stanno cambiando velocissimamente dei turisti nei vari mercati dove noi siamo presenti. Quindi nello specifico in Svizzera abbiamo svolto questa indagine di mercato tramite un'agenzia specializzata per capire come era, qual era un po' il sentiment del popolo svizzero verso le vacanze autunnali, che, come è stato detto, è uno dei momenti cardine più importanti per gli svizzeri per venire a visitare l'Italia, per uscire dal paese. È il momento che forse amano di più, il momento fra settembre ed ottobre unito alla primavera. Lo svizzero, qui apro una parentesi, è quasi interessante farvi notare che alcuni tour operator addirittura sospendono l'offerta di pacchetti turistici legati all'Italia nel mese di agosto, perché lo svizzero di per sé, generalizzando, quindi parlando delle 3 aree linguistiche e culturali, ama moltissimo la pace, ama moltissimo la natura, ama molto questo silenzio che regna in tutto il paese, quindi lo ricerca anche quando va all'estero. Quindi settembre, ottobre e aprile e maggio sono dei momenti importantissimi per diciamo le loro vacanze, soprattutto nei paesi di prossimità. E facendo questa analisi, quest'anno abbiamo visto che c'era ancora un'altissima propensione al viaggio. L'Italia nel target di riferimento degli intervistati figurava come, al di là dei viaggi domestici, la prima meta di vacanza per i viaggi all'estero. C'era una propensione soprattutto a viaggi con la propria auto e viaggi con il proprio caravan, il proprio camper, questa attenzione comunque all'autonomia e all'indipendenza, pur rimanendo molto importante il collegamento aereo nel caso specifico con la Sardegna, e si parla soprattutto appunto di coppie e di famiglie. Ora io vorrei diciamo lanciarvi un po' di riflessioni così interessanti per fare anche un po' di brainstorming insieme. Quindi innanzitutto aggiungo, come è già stato interessantemente detto, che è molto importante sottolineare quanto l'economia svizzera sia solida, perché in un momento storico come questo dobbiamo essere sinceri, l'economia se viene colpita i primi a risentirne sono i settori collegati comunque al piacere, al leisure e in primis il settore turistico. Un'economia come quella svizzera è un'economia così solida che oggi è ritornata a un tasso di disoccupazione paragonabile a quello precedentemente alla pandemia. C'è la cassa integrazione, la cassa l'indennità per la perdita del lavoro è stata estesa per ulteriori 6 mesi, quindi fino a metà del 2022. È un paese molto florido e molto solido dal punto di vista economico. È un turista che già precedentemente alla pandemia amava tantissimo l'open air, no? Oggi si parla tanto appunto di outdoor e di aria aperta, ne abbiamo bisogno più che mai ed è doveroso per noi operatori del turismo ragionare in questi sensi. E proprio legato a questo amore per la natura e per l'outdoor, ad esempio noi di Enit in Svizzera siamo stati presenti da poco al salone del caravan, del campeggio e del turismo all'aria aperta, poche settimane fa nella capitale svizzera, Berna. È stato un successo incredibile, la direttrice lo sa, con le mie email appassionate ho rivisto, direttrice, dopo tanti anni ho rivisto file chilometriche fuori dalla fiera,
mi sono anche emozionata, tutte queste persone che hanno fatto anche 2 ore di macchina per venire ad interessarsi, a prendere nuovi spunti, a comprare il loro prossimo caravan, e si parla comunque di un settore veramente interessante, veramente anche di un pubblico alto spendente, perché mi hanno fatto notare, Bianca, ma tanti di questi caravan costano almeno 100.000 euro, quindi devi pensare che il bacino di utenza è un bacino di utenza che ha appunto un potere di acquisto alto. E che entusiasmo parlare con i visitatori e vedere quanti di loro viaggiano anche mesi in Italia, e quanti di loro, tanti stavano per partire a fine ottobre per la Sardegna. Quindi questo trend dell'autonomia e l'indipendenza, legato però anche a un viaggio appunto all'aria aperta e nella natura, non va per niente sottovalutato. A questo collego il tema della destagionalizzazione, che è molto importante, perché a noi italiani può permettere, ora più che mai ne abbiamo bisogno, di spalmare i flussi turistici, e così mi collego anche alla professoressa che parlava del risk management. Giustamente, quando i flussi sono grandi, insomma massicci, spero che, sono sicura, la Sardegna ne ha goduto sempre in certi periodi dell'anno, però perché non veramente concentrarsi sempre di più sull'off season, e permettere però, mettere davvero questi turisti nelle condizioni di visitare al meglio il nostro paese, in questo caso la Sardegna. Molte volte, lasciatemelo dire, parlando con gli operatori, col pubblico, mi è stato fatto tanto notare negli anni che l'Italia, sinceramente, soprattutto quando entriamo nel mese di ottobre, tante volte non è forse così pronta e preparata ad accogliere i turisti stranieri, perché magari per noi la stagione già sta avvolgendo al termine. Invece è lì il momento in cui vale la pena, vedendo anche che ci sono ancora i collegamenti, aprile, ottobre, maggio, rimanere forti, rimanere presenti, perché loro lo vogliono, loro sono pronti, insomma, a venire, a girare il paese, a girare la vostra bellissima regione. Quindi è importante però che noi glielo lasciamo fare, e anche noi possiamo trarne solo veramente beneficio. Inoltre questo ci fa collegare al tema della sostenibilità e dell'accessibilità. Per lo svizzero, anche qui lancio una pillola, è importantissima anche la mobilità all'interno di un paese, all'interno di una destinazione. Oltre il 50% della popolazione svizzera ha un abbonamento generale ai treni, sono quindi molto legati al treno, al mezzo pubblico, e anche questo può essere una spinta per noi per riflettere sul miglioramento delle infrastrutture, perché lo svizzero si muove molto volentieri, però, ed è disposta a pagare, ma vuole un servizio di qualità, e questo anche è legato al tema della scelta primaria del settore alberghiero, perché comunque vuole un certo tipo di standard, vuole un certo tipo di sicurezza, ma sta crescendo il settore extra-alberghiero, perché anche lo svizzero inizia ora a ricercare appunto strutture più isolate, più, diciamo, passatemi il termine, anche remote, più piccoline, a gestione familiare, per avere comunque anche un certo grado di indipendenza, di libertà, e anche un po' spaventato dalle masse in generale, ora più che mai, però non è spaventato a viaggiare. La Svizzera ha gestito la pandemia in un modo, devo dire, anche un po' inaspettato, l'abbiamo visto anche dai dati sulle vaccinazioni, cioè sono una fetta grande della popolazione non è molto, diciamo, spaventata, è pronta a viaggiare anche senza Green Pass, insomma sono molto liberi in tutti i sensi. A livello di Enit, lasciatemi dire, appunto vi porto un po' la voce e l'esperienza che noi di Enit viviamo sul campo giorno dopo giorno, quindi sicuramente è importantissimo il B2C in Svizzera, è un mercato dove la destinazione Italia, la regione Sardegna è amatissima, è molto conosciuta, è matura la nostra destinazione, però non smettono mai di innamorarsi, quindi hanno voglia di essere ispirati, però proprio di sentire l'italianità. Quindi uno dei modi sicuramente ottimali continuano ad essere, Covid permettendo, gli eventi in presenza, le fiere, come è stato fatto notare.
stiamo facendo anche noi di Enit doverosamente una riflessione, no, direttrice sulle fiere in generale, però magari è importante poter ragionare sul continuare ad essere presenti, magari in un modo più ridotto, in un modo anche diverso, in un modo anche più interattivo, però impazziscono per questo, per vedere un sorriso, per sentire cosa c'è di nuovo, per parlare del sole italiano, per assaggiare un po' di formaggio, bere un po' di vino, e questo rimane poi nel loro immaginario e li spinge a venirci a trovare sempre più spesso. Bianca, oltre agli eventi, Bianca, sì, scusi. Posso chiederle di andare a concludere perché devo fare una domanda Sì. alla Maria Elena che arriva dal Certo. pubblico. Quindi Grazie. concludo dicendo anche l'importanza del rapporto con i media, quindi ispirare appunto sui giornali, ancora molto importante la carta stampata, e però non dimenticare, come è stato detto, i tour operator, che sono pochi ma ce ne sono di molto buoni, con un pubblico anche orientato spesso al lusso, e vi lascio con questa appunto anche curiosità. Uno dei pochi tour operator, specialista tra l'altro nell'offerta Sardegna, mi racconta che durante la pandemia in una famiglia di 6 persone ha voluto noleggiare una villa in Costa Smeralda per 150.000 euro per una settimana. Quindi c'è il caravan, ma c'è anche la villa di lusso, ecco, in Svizzera. Grazie a tutti. Grazie anche per l'entusiasmo e per la voglia di promuovere l'Italia, che credo faccia molto bene al turismo. Maria Elena, dal pubblico arriva una domanda che non è diretta a te naturalmente, però la farò a te perché poi la girerò anche al dottor Masiello della Regione Sardegna. La domanda è di Emanuele che dice, è un sardo residente in Svizzera, ci sono studi sul perché gli svizzeri non vengono in Sardegna, ma in generale gli stranieri non vengono in Sardegna, e perché nel caso prediligano altre destinazioni, vedi Turchia, vedi Spagna? È interessante questa domanda, no? Perché dice i sondaggi, le analisi, i focus andrebbero fatti non solo su quelli che abbiamo qui, no? Perché spesso noi andiamo a contare gli arrivi, le presenze, però a volte sarebbe molto utile andare a Palma di Maiorca, in Antalya, in Costa Brava e così via, in Grecia, andando a vedere quelli che sono arrivati lì, perché sono andati lì e non sono venuti da noi. Ma sicuramente hai ragione che vale la pena di andare a notare quello che soprattutto in questa fase di cambiamento, che cosa fa scegliere altre destinazioni. In generale noi facciamo sempre, lo vedrete nel nostro anche bollettino, delle indagini comparative sia di penetrazione che di saturazione, che anche di prezzo, livello di prezzo, e su questo dico qualcosa rispetto ai nostri competitor. È fondamentale. In effetti non siamo mai andati a intervistare a Palma di Maiorca degli svizzeri per chiedergli come mai sono lì e non in Italia, ma il fatto che si scelgano queste destinazioni, abbiamo citato Turchia e Spagna in primis, credo che abbia sicuramente a che fare con la dinamica prezzo, perché sono destinazioni che hanno strutture ricettive, come dire, in numero molto più alto, organizzato, venduto attraverso operatori internazionali, e questo effettivamente fa la differenza, non tanto perché, come diceva Bianca, ci sia un problema di capacità di spesa, ma che comunque nel rapporto qualità-prezzo e anche nella facilità di raggiungere la destinazione attraverso appunto charter o altro ci siano collegamenti molto più diciamo strutturati e anche con una stagionalità molto più lunga. Questo bisogna anche dircelo. Diceva Bianca, ad agosto lo svizzero non viene ad ammassarsi con tutta la domanda già presente, e questo è un elemento, ad esempio. Cioè noi vediamo che appunto, i due parametri che noi stiamo valutando adesso è il livello di prezzo rispetto ai nostri competitor e la stagionalità, e sono due punti su cui molto onestamente non siamo competitivi. Questo va detto, no? Questo significa poi, quando si parla di prezzo, rapporto qualità-prezzo, ok? Quindi non è proprio il prezzo di per sé, ma quello che metto, diciamo, in campo,
E io, lo sapete, non sono favorevole alla diminuzione dei prezzi, tutt'altro, ma sono favorevole alla messa in evidenza del valore aggiunto che si mette in campo quando si chiede un prezzo più alto. E credo che sia poi questo, no? La nostra capacità di raccontarci per far capire, percepire in maniera concreta qual è il valore aggiunto di spendere, diciamo, per venire in Sardegna, in Italia, anziché andare in un altro posto, perché c'è un valore aggiunto percepito forte, no? Ci deve essere, se no si sceglie per il prezzo più competitivo. E questo è un aspetto. Sul tema della stagionalità non devo entrare qui, diciamo, a discuterne, credo, no? Credo che sia un tema molto sentito, di cui continuiamo tutti tanto a parlare. Il problema è come riusciamo in effetti concretamente a mettere sul mercato, come dire, una offerta significativa in termini, diciamo, anche di volumi, che consenta in effetti di vendersi anche in periodi dell'anno che effettivamente lo vediamo. Adesso abbiamo appunto di recente sto preparando tutto il piano triennale da sottoporre al Ministero, anche al Consiglio di amministrazione. È evidente che a maggior ragione durante ancora di più durante la pandemia, un po' perché si sono aperte le frontiere tardi, per 1000 motivi, effettivamente la stagionalità degli anni dei Covid è ancora più accentrata e concentrata, ovviamente per il turismo domestico nel mese di agosto e nelle 2 settimane centrali di agosto. Ecco, quindi lo sappiamo, c'è un lavoro da fare sulla qualità, il rapporto qualità-prezzo e anche su questo. Ecco, quindi questa è la mia risposta, se vogliamo, penso che possa soddisfare la domanda posta. Benissimo, grazie Maria Elena, molto interessante. Credo che ci sia in connessione Silvia Signoretti. Ce l'abbiamo? Ancora non la vedo e non la sento soprattutto. Silvia? Buonasera. Ecco qui, ha attivato il microfono, ancora non vedo l'immagine, però immagino che stia io purtroppo arrivando. Mi devo collegare, scusate, ad un altro evento tra pochissimo, anzi adesso che sono le 18, per cui lascio Bianca. Grazie Maria Elena. Mi raggiungete quando volete per email, telefono, quello che volete, insomma. Perfetto. Molto grazie mille per la tua disponibilità. Ascolto però. Grazie a voi. A presto, ciao Maria Elena. Ciao. Silvia, io non la vedo ancora, Mattia. Eccola qui, no. Eccola. Mi vedete? Silvia, adesso sì, perfetto. Allora, con Silvia abbiamo fatto già una chiacchierata preliminare e abbiamo approfondito una serie di concetti molto interessanti. Silvia è naturalmente una professionista del marketing. Perché abbiamo chiamato Silvia? Perché all'interno dei nostri ragionamenti, Lucia, tendiamo sempre a portare qualche elemento di management un pochino più vasto. Vogliamo allargare il campo, vogliamo iniziare lo facciamo ormai da qualche edizione, insomma. Abbiamo avuto Federico Grom, quindi dici che c'entrano i gelati col turismo? Abbiamo verificato che ci sono delle affinità. Che c'entra Lanzetti, che gestisce un punto importantissimo in Romagna. Ecco, cerchiamo di mettere elementi di management per allargare un po' la visione dei nostri operatori, ma anche degli studenti, ma anche di noi stessi. Devo dire che è un valore aggiunto per tutti. Quindi Silvia ha proprio questa funzione di rompere un po', diciamo, il flusso super concentrato sulla Svizzera e farci allargare un po' la nostra visione sul mondo dell'impresa in generale. Come va come presentazione, Silvia? Come sono andate? Grazie, bellissimi. Grazie. Innanzitutto è un onore essere parte, insomma, di questo webinar e poter parlare di alcuni concetti che mi sono cari, perché lavoro tanti anni con il mondo del retail e il tema omnicanalità, omnichannel, digital o tutti i nomi che poi gli sono stati attribuiti mi è particolarmente caro. Chiedo conferma alla regia che si vedano le slide, che possa scorrerle così. A posto? Tutto a posto, benissimo, sì. Quindi grazie. Parliamo stasera di comunicazione omnicanale e quando mi hanno chiesto
in che modo potevamo trattare l'argomento, la prima cosa che mi è venuta in mente è chiederci in quale mondo viviamo, perché se ci osserviamo, se stiamo attenti ai nostri comportamenti, già abbiamo un pochino la percezione che sta cambiando questo mondo, anzi è già cambiato, gli ultimi 2 anni hanno segnato particolarmente le nostre estensioni, diciamo, su questi device particolari e oggettivamente oggi possiamo sempre più parlare di una società che è on life, che è di fatto a metà strada tra l'online e l'offline, come se avessimo dovuto comunque coniare un termine che mette insieme questi 2 mondi, per quanto di fatto siano sempre più il mondo in cui interagiamo e in cui ci troviamo. E dunque in questo contesto, omnichannel cosa significa? Cosa significa andare sull'omnicanalità? Io parto proprio da un approccio che vuole destabilizzare quelle che sono le teorie che potreste vedere nella maggior parte dei blog, su Wikipedia, online, insomma, perché omnichannel, a mio avviso, non si deve fermare al pensare che si tratti di qualcosa solo ed esclusivamente online. E un tema che mi è ancora più caro è legato proprio a questo termine on life, perché vivere in una società on life, come ha chiesto uno studente nel 2019 a un noto professore di Oxford, è qualcosa di particolare. Cos'è on life? Cosa significa viverci? E il professor Florindi al tempo rispose a questo studente: guarda, on life è come vivere nella società delle mangrovie. Ora, visto che siamo nel mondo del turismo e visto che tra l'altro una grande riserva di mangrovie sta proprio di fronte alla Sardegna, nel Circeo, io però ce l'avevo cara perché proprio nel 2019 venivo da un viaggio oltreoceano dove le ho proprio visitate. Le mangrovie perché sono particolari? Perché ci possono rappresentare questa società on life? Perché, per chi non le conoscesse, sono delle piante particolarissime che di fatto vivono benissimo in contesti che sembrano assurdi, perché riescono a piantare le loro radici in acqua sia salmastra che dolce e quindi riescono non solo a viverci, ma anche a creare un contesto intorno, un habitat naturale di pesci e volatili che è favorevole alla vita in una situazione che tendenzialmente potrebbe non esserlo. Questo ci faccia riflettere, perché queste piante così particolari effettivamente ci possono aprire un mondo su cosa significa on life. E allora, proprio perché stiamo parlando di turismo, di Sardegna, facciamo un piccolo viaggio tra i numeri. Ne avete trattati tanti, quindi non vi voglio tediare. Andiamo brevemente a coglierne alcuni che riguardano questo mondo dell'omnicanalità. Il mercato del digital travel decresce del 62% nel 2020, lo sappiamo, con 6,2 miliardi di transato. Attenzione però che nel 2017 questi 6,2 miliardi erano 2 e nel 2019 erano 15,5. Quindi decresce, ma continua comunque ad avere un peso importante e lo avrà sempre di più. Le transazioni da mobile sono sempre più in aumento e si sono attestate al 35%, e qui prendiamo in considerazione l'Osservatorio del Turismo Digitale che ci dà molte informazioni proprio su come sta cambiando quel nostro settore. Il 66% delle prenotazioni nel 2020 è avvenuto in via diretta e nel 2021 scopriremo dei dati interessanti, con buona pace ovviamente delle OTA, che forse dovrebbero ridisegnare o di cui dovremmo ridisegnare l'approccio rispetto al nostro canale di vendita. E le sfide del 2021 sono state oggettivamente il never ending tourism. Purtroppo nel marketing e nella strategia si usano sempre questi paroloni inglesi, questi inglesismi, perché riescono ad abbracciare l'internazionalità, ma è un turismo che non finisce mai, un turismo penetrativo, mi verrebbe da dire. La digital journey, quindi un viaggio digitale che porta l'utente a una scelta, e la flessibilità e la sicurezza, ne avete parlato ovviamente, sono dei discrimini molto importanti in questo momento. Ma inoltre,
il mercato extraalberghiero ha in qualche modo dimostrato una crescita più accelerata rispetto a quello dell'alberghiero, che si contrae un pochino e ci deve far riflettere non tanto per la parte, credo, più legale del tema, per la parte di tutto quello che può riguardare altre tipologie di OTA, ma io credo proprio per il tipo di esperienza che ci permette di fare il comparto extraalberghiero rispetto a quello alberghiero, che c'entra molto con l'online. Questo perché poi i dati ci dimostrano anche come la sharing economy sia sempre più impattante e rappresenti 1/3 del mercato digitale degli alloggi. E non solo la sharing economy in crescita, ma anche la bike sharing mobility, quindi tutta la sharing mobility che a oggi rappresenta l'offerta per quel che riguarda il bike sharing di 65 province italiane, con in crescita sempre di più altri dispositivi tipo i tanto amati monopattini. Per me, scusatemi, ma a Verona, da dove vi trasmetto, è un tema, ma è un altro tema che ci fa riflettere su come stiamo vivendo l'approccio alle città, l'approccio al turismo, l'approccio alla mobilità durante i nostri viaggi. Cosa sta succedendo? Cosa sta capitando dunque nel mercato? Ebbene, facciamo un ripasso di quella che è la tradizionale Digital Tourist Journey, cioè quel viaggio che porta un utente da una fase di scoperta a una fase di scelta. Ebbene, di solito c'è la parte 1, la parte di ispirazione. Dove vado? Cosa faccio? Come mi muovo? Sappiate che il 97% dei visitatori, dei viaggiatori, usa internet per informarsi. Il 75% usa ancora i motori di ricerca, che se ne dica che i siti siano un po' una cosa vecchia, e il 35% utilizza contenuti di altri utenti, addirittura confondendoli per contenuti dei propri amici, fidandosi quasi fossero contenuti dei propri amici. E parlo di recensioni e parlo di video, per esempio. Ispirazione. Ispirazione non è solo digitale, rimane ancora un peso importante del passaparola. Il 16% si informa ancora tramite passaparola. Attenzione però, solo il 7% in realtà va ancora in agenzia. Cosa avviene poi nella fase di acquisto e di prenotazione? Cosa avviene quando andiamo a scegliere che località andare a visitare, quando decidiamo di comprare il nostro viaggio, per esempio per la Sardegna? Più dell'85% prenota alloggi e trasporti su internet, con un peso decisamente molto più alto rispetto per esempio ai trasporti, e le prenotazioni delle strutture sono per lo più dirette. Questa è un po' una novità che forse vi colpirà, perché tutti stiamo pensando che le OTA abbiano un peso impattante sulle scelte, soprattutto legate agli alloggi, ma con soprattutto gli ultimi anni c'è stato un ribaltamento. Le OTA fanno un pochino più fatica e torno a chiedermi se non siano più un canale che un punto di vendita. E cosa avviene poi con il rientro? Perché ci dimentichiamo sempre che alla fine del nostro viaggio, alla fine di quel percorso che svolgiamo, c'è un momento in cui l'utente, il cliente, non è più con noi, ma torna nella sua bella casa e rivive quel sogno, rivive quell'esperienza. Nel 42% dei casi i nostri viaggiatori lasciano una recensione, lasciano un feedback, trasmettono quello che dicevamo prima, cioè reinnescano quel processo attraverso il quale permettono ad altri di scegliere, permettono ad altri di capire se quella località, quella struttura, quell'esperienza fa al caso loro. E il 19% riacquista. Quindi il turismo sì, magari è più marginale il lifetime value del cliente, ma c'è. E se ce ne dimentichiamo forse ci stiamo perdendo un'opportunità. Non solo, la novità degli ultimi anni è che il 13% delle persone che ci incontrano, che vivono un'esperienza nel nostro territorio, acquistano quei prodotti da casa, non solo per rivivere l'esperienza, ma perché proprio gli piacciono. E questo dato è in aumento. Tutto lineare dunque questo processo? Io credo che ci stiamo dimenticando dei piccoli pezzi. Perché? Perché intanto ci sono dei dati sui millennials che un tempo non facevano massa critica, ma oggi iniziano a farla sempre di più. E attenzione, perché solo il 33% di tutto il pubblico del turismo che visita le agenzie e compra. Ci sono ancora, ma attenzione che i millennials nel 59% dei casi entrano in agenzia, prendono ispirazione e vanno online.
C'è un processo che ci coinvolge in questo. Nel retail si parla di web rooming e showrooming, cioè di chi compra online ma prima ha visitato uno store offline, o chi visita uno store online e poi compra offline. È sempre più tutto miscelato, è sempre più tutto legato a quella società che descrivevamo prima delle mangrovie. Le esperienze, poi, quelle esperienze tipo i tour, tipo le esperienze culinarie e quant'altro, si decidono in loco, si preparano prima, ma si decidono in loco. E quindi è fondamentale essere pronti anche a comprendere l'impatto che può avere l'influenzare prima e il poter permettere di decidere dopo e di acquistare dopo. Quindi la Tourist Journey è rimasta uguale, è sempre legata a quell'ispirazione, prenotazione, rientro. Beh, questa sarebbe l'era che ci hanno disegnato, ma a mio avviso è sempre più importante iniziare a valutare la parte finale del funnel, cioè come già durante l'esperienza ci sia divulgazione, come durante il feedback ci sia divulgazione e come il ricordo, il rivivere il sogno portino a nuova divulgazione. Perché questo mondo che stiamo vivendo, questo mondo on life, questo mondo omnichannel, è creato dai nostri stessi utenti. Gli user generated content, i contenuti che genera chi vive le esperienze presso di noi, e non solo nel settore turistico, ovunque, è sempre più impattante ed è sempre più un'opportunità di cui non dobbiamo dimenticarci. Scusate, come si inserisce tutto questo in una strategia omnicanale? Innanzitutto vi chiedo, voi siete omnichannel o multicanale? Perché c'è una grande differenza. Essere multicanale significa poter permettere alle persone di contattarci attraverso diversi canali. Magari li maneggiamo anche bene, magari facciamo come quelli antipatici che ti dicono mi hai già contattato su WhatsApp, non mi puoi contattare su Facebook, oppure mi hai già mandato un'email. Ricordiamoci che l'utente si confonde. E quindi avere più canali non significa essere omnichannel, vi do questa brutta notizia. Omnichannel significa cercare di integrare sempre di più. La teoria ci dice che omnichannel è fatto di big data, è fatto di intelligenza artificiale, l'omnichannel è fatto di realtà aumentata, tutti paroloni tecnici, tutti strumenti che ci mettono magari anche un pochino d'ansia perché vanno compresi, capiti, ci portano fuori dalla nostra area di comfort. E quello che vi domando è, volete essere schiavi degli strumenti, volete essere schiavi di queste tecnologie? Attenzione, perché se ci facciamo permeare troppo da queste intelligenze, da questi sistemi, rischiamo di perdere la cognizione di causa che possiamo metterci noi nella scelta di quegli strumenti. Perché la pratica ci dice che dovete partire da quello che c'è, da chi siete, da cosa fate voi, da cosa potete offrire, da quello che vi riconosce il mercato. Perché solo così avete veramente l'opportunità di comprendere come utilizzare quegli strumenti, quali strumenti scegliere, altrimenti continuerete a chiedervi perché li pagate e cosa state pagando. E a cosa servono dunque questi strumenti, questi paroloni, questi materiali, questi nuovi percorsi che possiamo intraprendere? La scienza ci dice che tutto questo fondamentalmente è esperienza dell'utente, è arricchire quell'esperienza dell'utente con un rapporto più diretto, più personalizzato. Sentirete tanto parlare sempre di più di CX, Customer Experience, perché il cliente è sempre più importante che venga messo al centro, non lo dico io, ne ha scritto ormai negli ultimi anni tanti libri il buon Kotler e forse dovremmo ascoltarlo, prima di ritrovarci, come è successo con i social media, a fare marketing, credendo che i social fossero la risposta in marketing, ma dimenticandoci che sono solo uno strumento. Come si fa dunque ad attuare una strategia? Come si può portare una strategia omnicanale di comunicazione in cui il cliente si sente al centro, in cui il cliente ha la possibilità di sentirsi davvero protagonista? Io credo che nel turismo, con il fatto che il cliente è al centro, che stiamo realizzando un suo sogno, nel turismo, vi dicevo, ci sia ancora di più questa possibilità di far vivere al cliente un'esperienza trasversale significativa. Analizzatelo questo processo d'acquisto.
chiedetevi come sono arrivati i clienti da voi, ma proprio scrivetevelo, chiedetegli di raccontare la storia, chi li ha influenzati, quali strumenti hanno usato. Iniziate a disegnare i processi d'acquisto dei vostri clienti, ricordandovi di come poi loro vi trasmettono questo processo attraverso la divulgazione, dopo l'esperienza, con il feedback, con il ricordo e il sogno. Io mi chiedo, ma perché durante l'inverno non stimolate i clienti che avete avuto all'interno delle vostre strutture, che avete avuto sui vostri sentieri, sulle vostre spiagge, chiedendo di ricondividere quel ricordo? Ma voi avete idea di quali siano i ricordi più condivisi nei social? Sapete che c'è uno strumento dei social media che consente di rivivere i ricordi. Ebbene, i ricordi di viaggio sono quelli che naturalmente, spontaneamente vengono condivisi. Figuriamoci cosa succederebbe se li stimolaste. Ricordatevi che i clienti sono un po' come mio papà, faccio una citazione, fanno zapping e con il digitale terrestre è un casino, scusatemi il termine, ma saltano da una piattaforma all'altra, non potete pretendere che stiano solo su un canale. Se vi osservate personalmente, lo fate anche voi, siamo continuamente distratti e questo è un grande problema per carpire l'attenzione, ma soprattutto perché dobbiamo anche accettare spontaneamente e consapevolmente che su più canali trasversali riusciamo a interagire, quanto più riusciamo a permeare quella customer journey, quei touch point, come li chiameremo nel marketing, tanto più riusciremo a fare in modo che il cliente, l'utente, si senta coinvolto, partecipe e allora si viva un'esperienza davvero omnichannel. Analizzatevi, chiedetevi chi siete, cosa apprezzano di voi, cosa dicono online, cosa non torna. Mettetevi ogni tanto un po' di cenere in capo se qualcosa non è andato a buon fine, se qualcosa non ha funzionato come pensavate, se qualche feedback non vi è piaciuto, perché magari vi permette di crescere, di mettervi in discussione. Ascoltateli, quando scrivono, quando parlano, quando non sono con voi e quando recensiscono. Chiedetevi quali parole chiave usano e quali domande si fanno prima di fare un'esperienza. E poi siate coerenti, perché non c'è peggior fallimento di chi pensa di avere stili differenti per ogni canale. Le piattaforme hanno approcci diversi, ma voi siete sempre voi. Siete sempre voi che approcciate questi canali. Create poi procedure, FAQ, registri delle obiezioni. Chiedetevi come risponderete a qualsiasi domanda, perché prepararsi a questi strumenti dell'omnicanalità significa avere delle procedure chiare e non avere confusione quando arrivano i feedback, quando arrivano le proposte, quando arrivano le informazioni. Curate le persone e ricordatevi che la customer experience non è solamente il rapporto con i vostri clienti, è anche il rapporto con i vostri dipendenti, perché sempre di più i dipendenti lasciano recensioni e non c'è solo Indeed che è uno strumento per recensire le attività in cui si è lavorato. Ormai vanno a farlo anche sui social media, vanno a farlo anche su Google, vanno a farlo anche su TripAdvisor. Ricordatevi poi che l'utente vive on live, l'ho detto prima. Alle volte confonde i canali, non si ricorda di avervi contattato su più canali, non si ricorda di avervi fatto la stessa domanda. È talmente permeato, fa talmente tanto quello zapping di cui parlavamo, che si perde per strada. E quindi dobbiamo avere pazienza, fare un respiro e accoglierlo per quello che è, un po' confuso. Analizzate gli altri settori. Prendete ispirazione, l'osservatorio sul turismo digitale, l'osservatorio sull'omnicanalità, li potete trovare online, ci sono tantissimi articoli. Permeatevi, siate affamati di cultura, come diceva Steve Jobs, siate affamati per prendere ispirazione e controllate i trend dell'omnicanalità. In questo caso, pionieri possono essere proprio i sistemi del retail, quindi osservate cosa succede nel retail oggi, cosa succede nei centri commerciali, cosa succede nelle grandi catene, perché la loro sfida oggi è proprio l'omnichannel e quindi da lì potreste cogliere qualche spunto che è utile anche a voi. Solo ora, solo dopo aver fatto questo, scegliete gli strumenti, scegliete il vostro percorso omnichannel. Perché l'intelligenza artificiale, sì, ci salverà, ci renderà le cose più facili, ce le renderà più automatiche, ci permetterà di comprendere meglio il nostro cliente. Ma l'intelligenza umana, se continuerà a funzionare, riuscirà a funzionare anche quegli strumenti, altrimenti rischierà di essere un grande disastro. Vi lascio con alcuni spunti, alcuni pensieri, perché mi piace lasciare qualche provocazione per lasciare aperte delle domande, fare in modo che poi le risposte arrivino da voi sui vostri quaderni, con il vostro staff, con i vostri progetti di costruzione di nuove metodologie, di nuove strategie appunto omnicanali.
Nel 2020 si è parlato per la prima volta di smart working tourism, mentre prima si parlava forse di solo nomadismo digitale, e ci sono alcune strutture che hanno iniziato a promuovere il wifi funzionante, e io stessa vi devo dire che sarei molto interessata a fare un mese da qualche parte in smart working per potermi godere dei paesaggi diversi da quelli che amo comunque qui nella mia città, ma che mi permetterebbero di aprire la mente, di conoscere nuove persone e avere anche nuove ispirazioni. Il never ending tourism e la sharing economy sono il futuro, quindi attenzione, sono delle sfide. Come le potete integrare? Mark Zuckerberg ha lanciato il nuovo nome della sua società, che è Meta, e che è ispirata al metaverso. Iniziate a curiosare questo mondo, perché se ne parlerà. Per quanto io Zuckerberg non ce l'abbia proprio in simpatia, ma se lancia delle cose, se inizia a parlare degli argomenti di questo tipo, è bene avere un occhio puntato su questi canali. La Wild Atlantic Way, magari qualcuno non la conosce, io sono un'appassionata di Irlanda, dicevo anche quando abbiamo fatto l'incontro conoscitivo, ha riscritto la storia del turismo irlandese in soli 2 anni ed è nata nel 2014, quindi nulla è impossibile. Con buona pace degli impermeabili, perché raccontavo di come questa strada lunga 2500 km di fatto venga percorsa per lo più da ciclisti e motociclisti, un'esperienza tremenda. Cioè, voi avete idea di quanto piove in Irlanda? Ecco, molto spesso non ce la si fa a riuscire ad asciugare i vestiti in una notte in un bed and breakfast per ripartire alla scoperta. Eppure sono riusciti a creare un nuovo percorso che ha scalzato la Causeway Coastal Route, che era la più famosa via costiera nel nord Irlanda e quindi appartenente alla corona. Per questo dico buona pace. Io personalmente, dopo quest'estate, ho scoperto che in Sardegna si può fare trekking. Qui vicino a me ho delle montagne, mi piace, e l'ho scoperto tramite un'amica sarda. Nessuno me l'aveva mai mostrato e probabilmente non sono anche entrata troppo in questi canali, ma per me è stato veramente una scoperta, soprattutto perché da appassionata di trekking non mi penserei di farlo ad agosto, ma magari in altri mesi dell'anno. E online possono avere nuove interpretazioni in Sardegna, forse la potremo riscrivere questa parola, perché l'omnichannel e l'online effettivamente possono estendere le vostre stagioni, possono andare oltre quello che è il vostro picco, la vostra curva gaussiana di maggior presenza turistica. Le mangrovie creano un habitat favorevole per pesci e volatili, grazie alla collaborazione, e vorrei che vi soffermaste su questa parola, e alla capacità di adattamento. Quindi vi lascio con uno spunto, una domanda che spero vi possa far da domani pensare e ripensare alle vostre strategie, che abbiate una struttura alberghiera, che stiate pensando a nuove esperienze sul territorio o a come comunicarle, oppure che abbiate una startup che vuole rilanciare e portare fuori la vostra bellissima regione. Avete scelto di essere delle mangrovie o volete essere come le edere, simpatiche e carine, ma che lottano per arrampicarsi ovunque per poi venire strappate? Credo di essere stata nei tempi, vi ringrazio di avervi lasciato qualche spunto utile per le vostre strategie. Grazie Silvia, ci ha lasciato molti spunti. Devo dire che commentavo con Antonio, ci hai dato un'idea di come ci si può ispirare, ci hai dato delle idee, dei concetti, ci hai dato anche delle metafore utilissime per fare dei ragionamenti, quindi grazie. Non posso però non approfittare di te per farti una domanda. Tu hai detto giustamente il concetto dell'on life, secondo me si presta bene per raccontare la nostra isola. Hai detto però una cosa interessante dal nostro punto di vista di operatori, che non conoscevi la Sardegna come destinazione per il trekking, come meta per il trekking. Ecco, visto che sei un'esperta di marketing, diciamo domani dovessi studiare un concetto per raccontare la Sardegna, punteresti al turismo attivo, punteresti a questo? Così molto molto brevemente, non ti chiedo grandissime analisi perché abbiamo poco tempo, però così a istinto, la Sardegna da domani cosa potrebbe essere, visto che ci ascolta anche il direttore comunicazione della regione Sardegna? Ma allora, parto da un concetto di Orris, che quando si instaura nella mente di un utente, di una persona, un concetto legato a un brand, come potrebbe essere la Sardegna, tendenzialmente è complesso riuscire a scalfirlo e a cambiarlo, perché
nella nostra testa la Sardegna è mare, acque fantastiche, meravigliose, e quindi pensare di puntare al turismo attivo servirà tempo per poterlo creare. Io credo che però si possa raccontare, si possa fare questo percorso, quindi la mia risposta se volete è un po' un dipende da come lo saprete, da come si potrà trasmettere fuori all'esterno. Credo ci sia una grande possibilità per tutti gli operatori di raccontarlo questo turismo attivo, anche proprio nei mesi dell'anno in cui non siamo abituati a parlare o a pensare alla Sardegna, e che si possa già da oggi, per dire, innescare questo tipo di percorso, questo sicuramente. Benissimo, questo è un messaggio importante, ripeto, anche per chi ci ascolta, che ha le leve del potere, quindi può gestire campagne di comunicazione a livello nazionale e soprattutto internazionale. Penso, scusatemi, alla Pride Atlantic Way, nessuno ha pensato di farsi dei tour di 2 settimane in moto o in bicicletta in Irlanda fino all'inizio degli anni 2000. Cioè, quindi, assolutamente, insomma, quello è un concetto che ci ha colpito molto, l'abbiamo commentato, assolutamente, è una cosa da studiare. Infatti abbiamo detto dobbiamo fare un case history specifico su questa cosa e magari approfitteremo di te che l'hai vissuto, e magari il prossimo anno, perché questo programma continua anche per l'anno prossimo, ti prenotiamo già su questo tema specifico, d'accordo? Grazie per ora, Silvia. Grazie a voi. Antonio. Sempre spunti nuovi, Lucio, e è bello come messaggio perché ci aiuta a stimolare gli operatori nel chiedersi non cosa potete fare, ma cosa ancora non avete fatto, e magari perché noi non siamo riusciti a proporlo, perché non l'abbiamo scoperto neanche noi, perché tante volte ci capita di interagire con gli operatori e di fare la domanda più banale che potrebbe fare un qualunque turista ad un rappresentante del sistema di offerta. Oggi 17 di novembre, cosa posso fare in Sardegna? E allora Silvia ci ha ricordato che tra le tante best che possiamo offrire, il mare, non declinato soltanto come marino balneare, ma anche in tutti gli altri suoi significati, che sono innumerevoli, ma che delle volte non riusciamo ad esprimere, noi in realtà non ci interroghiamo su ciò che si potrebbe fare al di là del conosciuto. E allora lì gli stimoli che ci ha dato Silvia ci devono proiettare verso il nuovo. Ognuno di noi può essere portatore di una nuova idea e sono convinto che i nostri operatori stimolati possano esprimere talmente tante idee, non da cambiare il posizionamento, sono d'accordo con Silvia, del nostro prodotto turistico, ma sicuramente per arricchirlo di significati che, partendo da quel posizionamento, possono proiettare il nostro prodotto verso una serie innumerevole di occasioni di scoperta. E allora questa è la vera scommessa che stiamo proponendo ai nostri operatori, che sia per il mercato svizzero piuttosto che per quello francese o quello tedesco, come abbiamo visto in precedenza. Lo stimolo è proprio questo: interrogatevi su come poter valorizzare ciò che vi circonda, se non lo conoscete andate alla scoperta, impiegate questi mesi che sono quelli della riorganizzazione, quelli che in Sardegna sono dedicati a riorganizzare l'offerta. Ecco, dedicateli non a riorganizzare la vostra offerta, ma a chiedervi che cosa c'è intorno a voi che potete integrare all'interno dell'offerta che potete proporre ai vostri clienti. Già questo sarebbe un'evoluzione. Bene, sì, mi sembra un bel messaggio. Ringraziamo Silvia Signoretti di nuovo, vedo un elegantissimo Robert Piattelli, un altrettanto elegante ma un pochino più formale, un pochino più sportivo. forse. Ognuno mantiene Gianluigi, il suo stand. Ognuno il suo stile. Che hanno 2 ospiti importanti. A voi la linea. Allora inizio io. Pasquale, buongiorno. Se hai trovato 100 telefonate da uno 055 ero io oggi, per cui sappilo. Allora, buonasera innanzitutto a tutti, grazie. Grazie Pasquale. Posso io fare una piccola introduzione? Io ho pescato lo stecchino più lungo e per cui ho il piacere di introdurre Luigi Cresponi, che rivedo dopo un po' di anni, diciamo, stamattina, ricordando degli appuntamenti che abbiamo fatto in Sardegna, mi sembra nel 2013, e ti vedo in gran forma. Eccoci, ben trovato, ciao. Ciao. Senti Luigi, noi parliamo di contemporaneità e di Grazia Deledda. Ah, bene. A te Grazia Deledda. Non male. Perché è contemporanea? Se è contemporanea Grazia Deledda
se è un patrimonio immateriale, insomma, il lavoro che state facendo e perché lo state facendo in quest'anno e che prospettive ci sono, cosa hai imparato in questo periodo in cui riprendete un gigante e cercate di riproporlo come carattere identitario anche della tua destinazione, Sì. per tua città. Sì, beh sì, direi proprio di sì. Ma guarda, si può fare subito un accostamento alle parole di Silvia Signoretti di poc'anzi. Cioè lei diceva che non sapeva che in Sardegna si potesse fare il trekking. Se tu chiedi a molti sardi chi è Grazia Deledda, molti sardi non ti sanno rispondere su chi sia Grazia Deledda, quindi puoi immaginare cosa succede se lo chiedi poi uscendo fuori dal perimetro regionale. Ma ciò non significa che però non sia conosciuta e quindi la tua definizione di autentico gigante della cultura universale, perché un premio Nobel della letteratura merita tutte le attenzioni, tutte le coccole, diciamo così, che possono permettere di mettere a sistema non solo per la Sardegna e per il suo territorio, ma possono mettere a sistema per una valenza sicuramente nazionale e anche extra perimetro nazionale, perché il valore di questa donna, che voglio ricordare molto brevemente, è nata nel 1871, ha preso il premio Nobel nel 1926, è morta purtroppo nel 1936, e ha lasciato una quantità impressionante di opere, di scritti, di romanzi, di saggi, di novelle che hanno un'attualità straordinaria. E quindi se si va a rileggere Grazia Deledda oggi, magari qualcuno anche stimolato dal parlare che si fa in questo periodo, scoprirà una donna che era all'avanguardia, quindi era una grandissima ecologista, ambientalista. Si scopre che era una profonda conoscitrice del sistema identitario e una che ha elaborato uno dei suoi primi libri che è andato in stampa con l'editore Treves di Milano, che allora era un importantissimo editore, e lei ha raccontato con un dettaglio, con una minuzia straordinaria, tutte le tradizioni popolari della città di Nuoro, che quindi in qualche modo riassumono il territorio. Ecco, su queste carte, che in una parola possiamo chiamare le carte della cultura, c'è un lavoro straordinario da fare. E naturalmente io quando ho preso questo incarico ho fatto una considerazione banalissima, vivendo anche nella città di Nuoro, che è quella che certe cose, se fino a questo momento non sono state fatte, non è mai troppo tardi poterle fare, poterle mettere in atto, ovvero creare una condizione in cui il cantiere intorno a Grazia Deledda possa essere un cantiere virtuoso dello stimolo, della contaminazione positiva, che riguarda però non solo la comunità che si occupa di turismo, cioè gli operatori, gli intermediari, lo stesso mondo dei comunicatori del turismo, ma serve a contaminare la comunità locale, che è la parte integrante di un sistema, di una cittadina che non ha il mare, che non ha le bellezze o i richiami di altre città più o meno importanti del resto d'Italia, ma che guarda caso ha dato la nascita e quindi qua l'ha accolta, qua le ha dato i natali e qua conserva le sue spoglie. E quindi questo autentico gigante è sicuramente un vantaggio per Nuoro, per il suo territorio, ma credo che lo sia per tutta la Sardegna. Luigi, tu vieni da un'esperienza importante, sei stato assessore e mi ricordi Regione Autonoma della Sardegna e mi ricordo che nell'ambito delle tue attività di valorizzazione c'era comunque il valore antropologico, che è un valore importante, no? Dalle feste, dalle ricorrenze, dalle manifestazioni identitarie. Ecco, poi cosa vuol dire però metterlo a terra tutto questo, cercare di creare elementi narrativi che mettono insieme tutto e cercare di valorizzarlo e portarlo anche in chiave di economia turistica? È complicato, mi immagino. È stato complicato? Certo, diciamo che è complicato, è molto complicato, perché va estrapolato dai detentori
di questi segni straordinari, da questa ricchezza, da questo patrimonio. Poi alla fine la parola magica è identità, e quindi tutto si riassume all'interno, quindi si va dalla gastronomia fino ai costumi, agli usi, ai canti, alla poesia, ai suoni. Insomma, c'è dentro un po' tutta la Sardegna, tutta l'isola. E io quel percorso credo che si possa seguire semplicemente perché non costa nulla, ci è stato regalato dalla storia e quindi noi abbiamo solo il dovere di preservarlo, custodirlo e semmai valorizzarlo. Quando un gruppo folk o un coro a tenore o chiunque abbia in mente che quel valore straordinario che ci è stato appunto regalato dai nostri avi e quindi dalla storia non può essere dimenticato, bisogna anche ricordarsi che quello può essere un formidabile attrattore, un'autentica calamita puntata verso gli amanti di questo sistema, che ricordo è un sistema molto efficace. Basti guardare che cosa succede nelle grandissime città d'arte. Non posso certamente fare un paragone, perché noi offriamo un'altra storia, un altro sistema che naturalmente a sua volta va messo con la dovuta attenzione sulla valorizzazione che sia non solo finalizzata a quella economica, ma che sia finalizzata a una valorizzazione per mantenerlo, per irrobustirlo e poi per essere generatore di effetti positivi, perché da quel straordinario sistema attrattivo, da quella calamita, si può generare la presenza, la curiosità, la visita. D'altronde uno dei musei più visitati è il Museo Etnografico Regionale della Sardegna, che appunto ha sede a Nuoro. Un altro dei musei più visitati è proprio è il Museo dell'Ediano, che ha sede anch'esso a Nuoro. Quindi questo cosa significa? È un segnale, quindi c'è voglia, c'è curiosità, sono i vari aspetti, le varie sfaccettature che riguardano la nostra bellissima terra, ma che devono essere in qualche modo offerte, ben confezionate e far sì che queste possano diventare un formidabile attrattore, specie in una città di Nuoro che naturalmente non ha altri sistemi d'attrazione. È vero che qui si possono giocare alcune carte, molto in breve, il fatto culturale, quindi identitario, il fatto ambientale, la grande ricchezza, il patrimonio, il Monte Ortobene, quindi c'è una ricchezza non da poco in termini di biodiversità, e poi naturalmente c'è tutto questo sistema museale che funziona molto bene. Dare voce e mettere a regime tutto questo naturalmente ha bisogno di un lavoro efficace, approfondito, di relazioni, di un sistema che abbiamo già detto non esclude la comunità locale, cioè i cittadini stessi, gli stessi giovani devono essere parte integrante, perché questa è una operazione molto importante, perché altrimenti, cari amici, noi corriamo un gravissimo rischio, perché spesso quando si parla di turismo non facciamo i conti su quello che sta succedendo nelle zone interne. Quindi parlare di turismo sembra che la questione serva solamente per fare il focus su ciò che accade in termini numerici, in termini di presenze nel sistema costiero, meraviglioso sistema costiero regionale. Io credo che bisognerebbe parlare più spesso di turismo delle zone interne, dovremmo fare delle riflessioni molto profonde, perché dietro il sistema economico del turismo c'è dietro una società che in questo momento ha delle difficoltà. Lo spopolamento è uno dei problemi maggiori. Ebbene, io credo che gli aspetti socio-economici debbano prevedere per il turismo proprio una posizione di privilegio, quasi di priority, perché con un sistema intelligente che è fatto da tutta una serie di azioni, di fattori che tutti quelli che adesso naturalmente sono qui collegati conoscono bene e certamente anche meglio di me, e tu per primo naturalmente, caro Robert, credo che sia l'occasione quella di fare una delle riflessioni più profonde che necessita questo sistema, perché il turismo delle zone interne, che è quello, guarda caso, di cui parlava la signoretti, guarda anche al turismo del trekking, delle escursioni, dell'arrampicata sportiva, di tutta quella meravigliosa serie di attività che sono quelle che naturalmente il sistema del cuore della Sardegna può offrire. Ecco, davanti a tutte queste cose, Nuoro credo che sia un po' l'apripista, il capostipite, abbia nel suo cuore, nel suo animo, una serie straordinaria
di grandissime ricchezze, ma che, come tutte le cose belle, naturalmente hanno sempre bisogno di cure particolari, di assistenza particolare, di tecnici bravi che a questo si avvicinino, e soprattutto della ricettività, e non è la ricettività alberghiera, ma della ricettività da parte del sistema locale, quindi della comunità locale, a fare approfondimenti di questo genere. E io credo che soprattutto a favore dei tanti giovani che nel mondo dell'economia turistica possono trovare anche soddisfazione per un loro futuro certamente meno preoccupato ma più luminoso, credo che questo sistema possa essere certamente una grandissima opportunità per tutti loro. Luigi, grazie infinite. Io introduco, è stato interessantissimo, poi ti mando il link per la registrazione così ti riascolti, perché ci sono dei punti che sono molto interessanti. Mi prenoto, ti dico subito, per richiederti poi un approfondimento su questo tema anche in altri contesti, insomma, perché sei una pietra preziosa, diciamo. Io passo la palla ora a Gianluigi, perché tu hai parlato di valori identitari. Chissà se gli ulivi sono anche questi valori identitari. Ma non solo gli ulivi, qua parliamo con Pasquale Manca, a cui darò subito la parola. Parliamo di olio San Giuliano, e non è solo olio, perché sappiamo che hanno un grande tutta una serie di prodotti legati all'olio, alla lavorazione, anche nell'ambito del benessere, della biocosmesi, quindi qualcosa di estremamente interessante e chiaramente molto legato al territorio. E quindi un'azienda, abbiamo parlato di cultura alta, giustamente, ma anche la cultura del cibo, la cultura del prodotto, del paesaggio e di tutto ciò che comporta, sicuramente si aggancia bene. Quindi subito la parola a Pasquale Manca, che ci racconta di olio San Giuliano e di ciò che significa in ambito proprio di promozione, di turismo, ma anche di comunità. Prego. Tanto grazie a tutti per l'invito, e devo sottolineare il mio abbigliamento, visto che Lucio l'ha fatto prima. Io al contrario sono molto informale, ma sto arrivando direttamente dalla campagna, perché questo è proprio il momento in cui, parlando di olivi, gli olivi si raccolgono e quindi richiede una presenza, diciamo così, non dico di 24 ore, ma molto pressante, diciamo così, in azienda e anche presso le aziende agricole. A parte questa parentesi, noi siamo un'azienda familiare che nasce da lontano, nasce nel 1916 ad Alghero. Si trova ancora ad Alghero, l'unica variazione è che siamo spostati, diciamo così, dal centro storico, è una zona periferica, chiamiamola così, però circondata, molto bella, perché siamo circondati di olive e ci godiamo anche la vista di Capocaccia, peraltro, con ovviamente un frantoio e un'azienda oggi come oggi molto più moderna rispetto a quella che non fosse stata inaugurata dal mio bisnonno. Oggi San Giuliano è un'azienda, ripeto, familiare, totalmente familiare, è un'azienda che ha avuto il forte sviluppo negli anni 70 con la creazione appunto del marchio San Giuliano, che deriva dal nome in cui ci troviamo in questo momento, in cui mi trovo in questo momento, con un'area geografica, quindi non è un voto al santo, ma effettivamente ripercorre quella che è lo status, diciamo così, dell'azienda, quindi l'ubicazione dell'azienda in questo momento. L'azienda quindi incomincia negli anni 70 con un marchio vero e proprio a confezionare gli oli di produzione, incomincia con una distribuzione locale, che poi si amplia nella penisola negli anni 80 e infine negli anni 90 diciamo così entro in azienda, ma diciamo che casualmente combacia col mio ingresso, incominciamo ad operare anche sui mercati esteri, in particolare sul Nord America, quindi Stati Uniti, Canada, e quindi poi in Asia, Giappone e Singapore, Hong Kong e quindi Medio Oriente. Dico questo perché incredibilmente siamo partiti da mercati molto lontani per quanto riguarda l'estero, probabilmente questo è dovuto anche al caso, ma anche al fatto che diciamo così, nei mercati più vicini, quali appunto la Svizzera, di cui immagino parleremo fra poco, ci fosse, come dire, una facilità
da parte dei produttori di arrivare in maniera anche col furgone, se vogliamo, e quindi anche con aziende molto poco strutturate, mentre invece sui mercati più lontani, appunto come per esempio gli Stati Uniti e il Canada o il Giappone, ci volesse una struttura un attimino più complessa per rispondere a esigenze che non erano solo di marketing, ma anche esigenze molto più banalmente normative. Chiaramente ogni paese di destinazione dei prodotti ha delle norme che regolano l'etichettatura piuttosto che la manipolazione dei prodotti, e quindi ad ogni paese bisogna rispondere, tra l'altro nella lingua del paese. Quindi chiaramente in Canada abbiamo il bilinguismo francese-inglese, negli Stati Uniti abbiamo l'inglese, in Giappone inevitabilmente abbiamo il giapponese. Quindi le aziende devono essere quindi capaci di rispondere anche a questo tipo di esigenze. Per quanto riguarda più precisamente la Svizzera, noi siamo presenti in Svizzera perché mi sembra questo l'oggetto. Io non ho purtroppo seguito la giornata, appunto perché, ripeto, ero in campagna. Siamo presenti in Svizzera dal 2016. La Svizzera è un mercato molto interessante, almeno per quanto riguarda il food. Non mi addentro in quelli che sono gli argomenti relativi al turismo, anche se noi siamo una famiglia che ha anche addentellati nel turismo, in quanto abbiamo un country resort proprio ad Alghero, in una delle nostre aziende agricole, con circa 100-110 posti letto, quindi non è neanche una cosa troppo banale. Ripeto, per quanto riguarda la Svizzera, noi abbiamo incominciato a lavorare in Svizzera nel 2015. È un mercato numericamente non troppo grande, nel senso che gli svizzeri, almeno secondo l'ultimo censimento, sono circa 8 milioni e mezzo, anche se, diciamo così, probabilmente la stima di oggi è intorno ai 10 milioni. Gli stranieri sono 2 milioni e di questi 2 milioni la fetta più grossa, e questo è molto interessante, sono italiani, che chiaramente vanno alla ricerca di prodotti italiani. La quota più importante inevitabilmente della popolazione svizzera è quella di estrazione tedesca, quindi madrelingua tedesca e tradizione tedesca, e i secondi sono i francesi. Questo è molto importante perché rispetto per esempio ai tedeschi di Germania, chiamiamoli così, i tedeschi svizzeri hanno un approccio molto diverso rispetto ai prodotti, nel senso, innanzitutto hanno una capacità di acquisto molto più alta. Non so se l'avete già detto, ma io mi sono preso la briga di prendere qualche dato, e per esempio la Svizzera ha il potere d'acquisto medio di uno svizzero di 41.998 euro, contro un austriaco che è 23.585 e un tedesco di Germania che è 22.388. Quindi questo la dice lunga su quelli che sono su quella che è la potenzialità di un mercato non troppo grande, ma sicuramente un mercato che può acquistare prodotti di alta qualità, che ricerca l'alta qualità, che ricerca l'origine, e quindi in qualche maniera ricerca la Sardegna. Quindi qui veniamo noi, nel senso che è un consumatore molto attento al prodotto che va a comprare, molto attento all'origine, molto attento agli ingredienti, e diciamo così che il prezzo non è fra le prime leve di marketing, almeno per quanto riguarda i prodotti, diciamo così, food che si trovano in alcune catene. Il problema della Svizzera è che c'è un oligopolio sostanzialmente, nel senso che in Svizzera il 95% del mercato è sostanzialmente controllato da 4 o 5 player. Tra questa Coop, Migros, che tra tutte e due fanno circa quasi l'80%, 75-86, insomma, si balla in questi numeri. Poi c'è Denner, che fa parte del gruppo Migros, e poi Aldi e Lidl. Tutti gli altri si contengono circa il 5%. Quindi effettivamente la Svizzera è un mercato molto interessante, ma è anche un mercato allo stesso tempo molto chiuso, perché chiaramente avendo una concentrazione così alta di insegne va da sé che è molto difficile da approcciare, molto costoso, e soprattutto bisogna avere, come dire, dei numeri e dei numeri dal punto di vista qualitativo, voglio dire, e degli argomenti molto validi. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo optato per la filiera corta. Noi abbiamo fatto investimenti molto importanti, abbiamo spostato gli investimenti, o meglio, lasciando gli investimenti in campo industriale, abbiamo spostato gli investimenti in campo agricolo, creando un'azienda
sempre più importante dal punto di vista dimensionale, perché il problema della qualità, almeno per quanto ci riguarda nel food, è stato risolto da anni, è un assioma ormai consolidato. Direi che parlare di qualità dei prodotti sardi è quasi banale. Il problema delle aziende locali è un problema dimensionale, perché solo con la qualità chiaramente è difficile riuscire ad approcciare mercati lontani, soprattutto mercati esteri. Quindi sicuramente ci sono prodotti buoni. Io faccio sempre l'esempio di mia suocera che fa un ottimo ragù, ma non per questo gli aprirò un'azienda di sughi. Quindi il problema della qualità rimane un problema sicuramente presente, ma il problema dirimente, secondo me, per quanto riguarda la penetrazione dei mercati esteri da parte delle aziende sarde, rimane la dimensione. Ecco, grazie Pasquale per questo approfondimento molto molto centrato sull'azienda, sul mercato, di quanto poi sarebbe interessante approfondire quanto siano un perno per poi entrare nei mercati le aziende, quanto facciano parte proprio della filiera turismo, anche diciamo l'esperienza enogastronomica e anche industriale, quindi quanto appunto questi elementi siano determinanti nella scelta della destinazione. Robert, ti do una parola per dire... Questo tra l'altro volevo sapere da Luigi se è un marchio che conoscevi, insomma, che è conosciuto in Sardegna, quello di Pasquale. Ora non mi parlate di olio a me che vivo all'impruneta, se no però migliore il nostro di quello dell'impruneta, è sicuramente migliore il nostro inteso come quello sardo, però quello di Pasquale Manca certamente è un olio da primato, quindi conosciamo bene. Va bene, perfetto. Però Luigi, ti volevo chiedere a te per interloquire con Pasquale, che lui ci ha detto che c'è una ricerca dell'origine, no? Voglio dire, anche tutta la filiera agroalimentare, insomma, è un elemento, diciamo, perché abbiamo visto nelle statistiche iniziali che il 73% delle persone mettono in motivazione di viaggio il cibo svizzeri, intendo, voglio dire, noi si pensa magari a altre cose, insomma, più un turismo attivo o altre cose, invece l'enogastronomia è al centro di tutto. Qui che cosa si può fare di più, Luigi e Pasquale? Come si può cercare di portare il prodotto come ambasciatore anche tutto il lavoro di Pasquale, il recupero degli uliveti, come può diventare veramente un ambasciatore di qualità? Chiedo un flash, ragazzi, vi chiedo un flash perché siamo in chiusura. Siamo in chiusura video, grazie. Sì, una brevissima valutazione. Io credo che proprio nella filiera vino, olio, cibo sia una traiettoria straordinaria e quindi va ulteriormente fatto qualche approfondimento molto serio, molto attento. Cito una cosa che a mio giudizio potrebbe essere molto utile, ma lo faccio come esempio perché riguarda la nostra città. Non so quanti di voi conoscano un piatto meraviglioso che si chiama filindeu. È uno spettacolo dell'identità, è una tela, una tessitura, sembra del cashmere, del raso finissimo, e invece è di pasta fresca che viene lasciata ad essiccare e grazie alla presenza del sale si praticamente solidifica e tu lo immergi dentro un brodo meraviglioso e viene fuori un piatto straordinario. Bene, questo piatto di Nuoro, per esempio, non è protetto con nessun marchio. Cito quello più facile, che dovrebbe essere quello d'Ecco, quindi a denominazione d'origine comunale. Ecco, questi sono elementi che contraddistinguono e sono elementi che piacciono agli utenti, sono gli elementi che piacciono a quelle persone che seguono quella traiettoria del bon vivre, del viaggiare, del curiosare e del saper apprezzare. Io credo che una riflessione su questo dovrebbe essere fatta nelle tante comunità, quindi ognuna delle comunità dovrebbe pensare al proprio patrimonio culturale, che è fatto di tanta buona enogastronomia, e fare uno sforzo per dedicare una protezione e una tutela, perché quella è uno degli elementi distintivi che permette Robert, devo di riprendere la rilanciarlo linea come perché dobbiamo chiudere con la radio.
Allora io vi saluto e vi ringrazio. Pasquale, Ringraziamo grazie Luigi e infinite. Pasquale, Grazie. ci scusiamo per la concitazione. Grazie. Devo chiamare in causa il dottor Masiello. Sì, buonasera. Dottor Masiello, eccoci qua. Buonasera. Abbiamo qualche minuto per tirare un po' le fila della giornata. Giornata bella intensa con tanti spunti interessanti. Prenderei come spunto principale diciamo quell'intervento di Emanuele, il nostro amico sardo che vive in Svizzera, visto che su quello lei mi ha chiamato in causa e che diceva come che gli stranieri non vengono in Sardegna e mi è venuto a tale proposito in mente una bella analisi che aveva condotto l'ISNART, che è poi l'istituto braccio operativo delle Camere di Commercio, in merito alla conoscenza della destinazione Sardegna. È una ricerca ora un po' datata, però era condotta su 18 paesi esteri, di cui 8 europei. Ecco, quell'indagine aveva fatto emergere che solo il 40% delle persone intervistate conoscevano la Sardegna come destinazione turistica. Quando avevo letto questo mi aveva un po' allarmato e può essere, insieme alle considerazioni che ha fatto la dottoressa Rossi, insomma, uno dei motivi per cui i turisti non vengono in Sardegna. Allora, riallacciandomi alla bella relazione che ha fatto la dottoressa Signoretti e pensando proprio al customer journey, al viaggio che fa il turista e dove probabilmente stiamo ancora peccando è nel far conoscere la destinazione, ma direi ancor di più i prodotti turistici, tanto che lei stessa dice non sapevo si facesse trekking. Allora ci dobbiamo chiedere quanto i mercati esteri conoscono dei nostri prodotti, non solo della destinazione in genere, quanto conoscono del trekking in Sardegna, quanto conoscono del cicloturismo, quanto del climbing, quanto dei cammini, tutti prodotti turistici che, ricordiamolo, sono di interesse dei mercati esteri che stiamo analizzando, sono di interesse per il nostro tentativo di destagionalizzare, sono di interesse per portare i turisti in quelle zone che ci ricordava il dottor Crisponi e sono soggette allo spopolamento. Quindi dobbiamo diventare sempre più bravi a comunicare i nostri prodotti sui mercati esteri, questo immagino, per alimentare bene quel funnel di vendita che ci ha descritto la nostra ospite. Assolutamente d'accordo. Credo che sia questa un po' la strada, no Antonio? Sì, la strada è questa. Io credo che l'assessorato abbia un ruolo importante e lo sta mettendo in opera, e Call to Action rappresenta questo stimolo continuo che guida non soltanto gli operatori turistici, ma come abbiamo visto anche con Pasquale Manca, gli operatori della filiera, e credo che questo, Lucio, sia lo stimolo ulteriore per guardarci intorno e cogliere tutte le opportunità. Anche oggi tanti spunti, e quindi possiamo dire che è stata una giornata produttiva. Sì, una giornata produttiva. In chiusura ringraziamo il dottor Masiello. Non so se vuole aggiungere qualcosa, dottore, ancora? No, vi ringrazio, vi saluto. Grazie, gentilissimo. Grazie. Abbiamo la possibilità di avere Giovanni Antonio Sanna in linea. No, l'abbiamo perso purtroppo. Doveva parlarci un po' della BITESP, che è la Borsa del Turismo, Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, a cui la Sardegna partecipa, appunto grazie a Giovanni Antonio, che è il vicepresidente del GAL Lugudoro e Goceano. Speriamo se riesce a ricollegarsi al volo, bene, altrimenti ridarei la parola a Gianluigi e Robert, alla quale ho dovuto togliere per ragioni tecniche, perché dovevamo chiudere la diretta radio e sentire il dottor Masiello, ma gliela ridò volentieri. Luigi, ora tocca a te.
No, mi prendi alla sprovvista, no, nel senso che era interessante seguire il discorso che faceva Pasquale riguardo anche l'aspetto legato diciamo, a cosa rappresenta un'impresa, un'azienda così importante anche nell'ambito turistico, quindi quell'aspetto legato alla attività collaterale, diciamo, turistica. Mi interessava, Pasquale, se puoi spiegarcela quanto poi il prodotto funge anche da veicolo per convincere, per intrigare, diciamo, i turisti nel portarli nei territori dove viene prodotto. Ecco, questo è un elemento che mi incuriosiva. Microfono, Pasquale. Grazie, sì, io non so se venga prima l'uovo o la gallina in questo caso, nel senso che non so bene se venga prima la Sardegna o l'olio San Giuliano, anzi ne sono certo che venga prima la Sardegna e che quindi la Sardegna ci abbia fatto da apripista, perché chiaramente poter dire di produrre in una regione come questa, intonsa o quasi intonsa dal punto di vista industriale, è un fattore molto positivo, è un valore aggiunto abbastanza importante. Non potremmo dire la stessa cosa se vivessimo magari a ridosso di qualche grande area industriale della penisola. Quindi sicuramente il fatto di abitare e operare in Sardegna è molto positivo ed è qualcosa che ha aggiunto valore al prodotto. Noi poi chiaramente abbiamo sfruttato questo tipo di opportunità e per esempio durante alcune promozioni Coop mettiamo un collarino dove regaliamo, diciamo così, attraverso l'acquisto del nostro prodotto una settimana di vacanza in Sardegna presso la nostra struttura. È una maniera per avvicinare ulteriormente i consumatori svizzeri alla Sardegna e lo facciamo chiaramente con quei mezzi che noi abbiamo. Tra l'altro abbiamo un mezzo anche per comunicare direttamente con i consumatori. Per quanto riguarda invece come comunicare diciamo così, le peculiarità di questa nostra isola e delle nostre tante isole che si trovano all'interno della Sardegna, perché come diceva giustamente Luigi Crisponi esiste una Sardegna balneare, esiste una Sardegna di montagna con tradizioni e culture molto spesso diverse, diversissime. Il problema è che far percepire queste differenze all'estero e all'esterno, già fuori dalla Sardegna in Italia, ma soprattutto all'estero è estremamente difficile. Poter, diciamo così, comparare, o meglio presentare un territorio come quello algherese piuttosto che quello gliastrino, piuttosto come quello nuorese a un cliente di Chicago o a un possibile turista di Chicago è molto difficile, perché ci vivono comunità unica. Quindi io credo che i primi passaggi quelli più efficaci siano quelli di presentarci come un'area unica. Io ho sempre avuto molte difficoltà, soprattutto negli anni 90, quando ho incominciato a fare questo mestiere all'estero, nel collocare l'isola al centro mediterraneo. Mi scambiavo, adesso non voglio dire delle sciocchezze, delle banalità, ma mi hanno scambiato anche per altre isole molto spesso, cosa che non succedeva per altre aree dell'Italia più fortunate, probabilmente anche per retaggi storici come per esempio la Toscana. Non dimentichiamo che la Toscana è conosciuta sia come regione sia come città di Firenze, per esempio, cosa che per esempio non succede nel Lazio, che chiaramente è conosciuta soltanto come Roma, ma se voi dite all'americano cos'è il Lazio vi guarda un po' incredulo. La Sardegna quindi secondo me lo sforzo che va fatto inizialmente è quello di presentarci in maniera univoca, dopodiché si può declinare nei vari territori, ma se effettivamente ci andiamo a presentare direttamente come o territorio di Alghero o territorio del Nuorese piuttosto che della Gallura, credo che siano delle risorse non spese bene, a mio avviso. Lo dico molto rispettosamente, ma è quello che penso a seguito della mia esperienza. Un dispendio inutile di energie, insomma,
La famosa sinergia. Se è comparsa una figura inquietante, non perché sia inquietante lui come caratteristiche personali, ma si è visto un'immagine del dottor Sanna che è stato prima citato Non l'abbiamo visto, Robert. da Lucio. Ma è connesso o no? A È connettere? connesso? Sanna? Io l'ho visto passare. Deve avere qualche problema tecnico. Va bene, non importa, lo rinviamo alla prossima volta. Antonio, io la chiuderei qui ringraziando tutti e dandovi appuntamento al 15 dicembre. Parliamo del mercato UK, quindi parliamo del mercato inglese, un mercato estremamente importante, il quarto mercato in ordine di importanza, ricordiamolo, per la Sardegna, un mercato che ha una grande potenzialità. Una grande scommessa per la ripartenza. Dopo questo periodo Covid ci scommettiamo tanto e cerchiamo di analizzarlo prima per non farci trovare impreparati. Sappiamo che subiremo una grande concorrenza come destinazione rispetto a UK, che già adesso molti tour operator stanno muovendo, ma gli strumenti ce li abbiamo, cerchiamo di essere sul pezzo. Benissimo. Io ringrazio tutti i partecipanti online, tutti quelli che ci hanno seguito e naturalmente tutti i relatori, il comitato scientifico. Vi auguro una buona serata, ci sentiamo il 15 dicembre. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.